Grazie per essere qui, quindi benvenuti, un abbraccio a tutti. Cominciamo subito perché oggi la giornata è molto articolata e quindi dobbiamo accelerare e non perdere tempo. Però prima di cominciare io voglio fare il benvenuto a questa ragazza di 50 anni. Grazie, io l'abbraccio sempre perché non si sa mai, porta bene. Grazie per essere venuto lì. È una 103 compiuti l'anno scorso. Allora, cominciamo subito. Chiedo a Iaga di proiettare un'immagine, perché noi, questa è la giornata del Sadia de Sa Sardegna, cioè la giornata della festività della Sardegna. Di questo argomento poi ne parleremo con Antonio Casu, uno dei nostri protagonisti della serata. Però noi vogliamo dedicare la Sadia de Sa Sardegna al gremio ad una grande donna sarda che è scomparsa il 31 di aprile. Era veramente è stato un personaggio molto importante per la politica e per la sua partecipazione alla vita civile del suo paese. È stata sindaco di Armuggia, il paese di Emilio Lussu, e per la Sardegna. Noi abbiamo dedicato queste poche righe, anzi la nostra componente del Consiglio direttivo, Luisa Sala, ha scritto queste parole per conto del gremio, che io vi voglio leggere. Il gremio dei sardi di Roma ricorda con affetto e ammirazione una grande donna sarda, Lidetta Serri, conterranea di Emilio Lussu, che ha dedicato la sua vita al servizio della buona politica. Dai banchi di scuola come docente liceale sono partite le sue prime battaglie politiche a favore delle donne, dei minori carcerati, della valorizzazione del patrimonio culturale, museale e storico della sua Armuggia e della Sardegna più in generale. La sua partecipazione militante ha attraversato le più importanti assemblee rappresentative, quella dei comuni della Sardegna, del Consiglio regionale sardo, fino a quella europea. Ricorderemo la sua passione per un'Europa dei diritti sociali, soprattutto in momenti come questi, che ci vedono impegnati nel rinnovo delle istituzioni comunitarie. Questo è quello che ha scritto per conto del gremio Luisa Sala in memoria di questa signora. Facciamo un applauso. Appena arrivata Luisa Sala, abbiamo già salutato Linetta, Luisa, grazie. Andiamo avanti ed entriamo nel tema del Sadia de Sa Sardegna e cerchiamo di spiegare con Antonio Casu che... No, aspetta ancora, prima di dare la parola a Antonio Casu, noi vi facciamo ascoltare l'inno ufficiale della Sardegna. È una poesia scritta da un magistrato di Nuoro ai tempi, subito l'anno dopo la Sadia de Sa Sardegna. Sadia de Sa Sardegna è il 28 aprile del 1794. Nel 95 questo magistrato ha scritto questo appello contro i feudatari e questo appello è stato cantato da tutti i grandi artisti e non solo della Sardegna. Noi ve lo facciamo sentire nella versione di uno dei più grandi cantanti sardi, cantautori sardi, Piero Maras, che è uno che è stato spesso qui al gremio, che ci ha mandato questa versione. Perché proiettiamo questa? Lui canta e però voi potete scorrere le parole in italiano, così c'è già la spiegazione di cos'è quella canzone e quella poesia. Poi all'Antonio Casu. Allora, Iaga.
e adesso invito qua i locali. Naturalmente la giornata di oggi prevede anche la presentazione di due autori sardi che sono Laura Lanza, facciamo un poi con ognuno dei due ci intratterremo per il loro libro e tra i nostri protagonisti c'è anche l'attore Alessandro Parri e poi c'è Gavino Ruggio, mio ex collega di banca, però lui è un artista, alla banca sì, ha fatto bene anche in banca, però soprattutto come artista lui è interprete soprattutto della canzone sassarese, in sassarese, poi ci accompagnerà con qualche brano. Allora, Antonio, ci accomodiamo qua e io ti passo il microfono e che tu ci racconti il perché del Salire di San Giorgio. Istituita come festività regionale dal Consiglio regionale nel 1993, proclamando la giornata del popolo sardo. Come ha detto il Presidente Masia, questi consiglieri c'era Piero Lavazza. Esatto. E come ha detto il Presidente Masia, ricorda la rivolta del 28 aprile del 1794 che costrinse alla fuga il viceré sabaudo Vincenzo Balbiano, i funzionari sabaudi, eccetera. Bisogna contestualizzare di che cosa stiamo parlando. Abbiamo detto che il 28 aprile del 94. Intanto bisogna dire che sono passati 5 anni dalla rivoluzione francese, quindi il vento che spirava da Parigi e dalla Francia era prossimo e soffiava forte. Poi bisogna ricordare che un anno prima, nel 1793, c'è stato un tentativo di invasione della Sardegna da parte delle truppe francesi, articolate in due contingenti, diciamo, che hanno aggredito la popolazione sarda sia da Lene che da Cagliari. Anche rese ottimiste dal fatto che le prime aree occupate sono state Sant'Antioco e la zona limitrofa e le popolazioni sarde, proprio per il vento che spirava dalla rivoluzione francese, le avevano accolte volentieri. E si è fermato lì perché poi la Sardegna ha reagito e in un anno circa, dal marzo del gennaio del 93 a aprile del 94, le hanno rovesciato le sorti di questo conflitto, tant'è che i francesi hanno ripreso le navi e se ne sono andati. Ricordate che c'era un giovane ufficiale francese che guidava la colonna, la flotta, diciamo, del nord di La Maddalena, si chiamava Napoleone Bonaparte, che era destinato ad avere un certo successo militare e politico, ma che fu messo in fuga da un personaggio che nessuno ricorda, che si chiama Domenico Migliolire, e questo Domenico Migliolire aveva sconfitto la flotta di Napoleone. Lo ricordano solo la Maddalena e nei manuali della Marina, per il resto non c'è molto. Allora, questa reazione dell'isola al tentativo di invasione della flotta francese aveva da una parte consolidato l'autostima dei certi dirigenti e delle popolazioni sarde, dall'altra aveva invece consolidato una sorta di risentimento nei confronti del governo sabaudo per il basso livello di autonomia politica e amministrativa che veniva concesso alla Sardegna. E non mi soffermo sul fatto che questa resistenza ai francesi fu in realtà sostenuta anche con investimenti, diciamo, con donazioni di personaggi importanti, tra cui il vescovo di Cagliari e il magistrato della Reale Udienza Giovanni Maria Rigiovi. Ma
Ma certo, la dice lunga il fatto che al vento rivoluzionario francese i sardi si opposero. Da questo punto di vista non attecchì il tentativo di esportazione della rivoluzione che per esempio in altri casi c'è stato. Penso alla rivoluzione napoletana di 10 anni dopo, nel 1799, 10 anni dopo la rivoluzione francese, che fu imposta, sostenuta e difesa con armi francesi. Quindi quando questa battaglia si vinse, la leadership sarda in qualche modo si riteneva in credito con la corona. Era il regno sardo. Il regno di Sardegna, che come voi sapete risaliva addirittura nella sua prima versione al 1325 al regno di Sardegna di Corsica, ed era l'erede storico, in realtà poi solo della Sardegna, ed era l'erede storico della Sardegna giudicale, cioè di quella divisione in 4 regni che avevano ereditato, un caso abbastanza unico nel Mediterraneo, l'ordinamento giustinianeo, perché erano la Sardegna dopo la divisione impero romano era l'impero romano d'Oriente, lo era anche la Sicilia, ma come voi sapete intorno all'850 è caduta nelle mani dei Saraceni, che ci sono stati da 150 anni, allora almeno 10 generazioni, era cambiato ogni tipo di ordinamento sociale, giuridico, eccetera. In Sardegna era rimasto che c'era questa grande eredità, quella della Carta dell'Oro, gli stessi istituti giuridici che quelli che hanno fatto giurisprudenza si sono trovati a studiare con l'ordinamento, col codice di Giustiniano. Poi, quindi, i ceti dirigenti sardi si sono sentiti un po' in credito e anche molto sottovalutati. C'è stata un'autoconvocazione degli stamenti che risale all'aprile proprio del 93, un anno prima del 27 aprile, quindi un anno prima dei fatti che stiamo ricordando. Gli stamenti erano organi di rappresentanza del Regno di Sardegna ed erano 3, o come gli stati generali in altre realtà politiche europee. C'era lo stamento militare, che erano 9 possidenti, oltre che militari di alto grado, lo stamento ecclesiastico, che erano i vertici, della Chiesa, ecclesiastici di alto rango, e lo stamento reale, che aveva il profilo più politico-amministrativo, quindi erano sindaci, alti funzionari, eccetera. Questo sistema giuridico istituzionale prevedeva anche la reale udienza fatta da giudici e da magistrati, che fungeva in qualche modo da organismo esterno con funzioni in parte anche esecutive. Gli stamenti autoconvocati, intanto faccio notare che gli stamenti non si convocavano da moltissimo tempo perché non venivano convocati dalla corona, quindi non veniva attivato il meccanismo interno dell'isola di autogoverno previsto ma non attivato. E così il malcontento nasceva infatti da questo, la esautorazione dei sardi dai ruoli dell'amministrazione del territorio, e soprattutto questo fatto che non si venivano convocate le assemblee sarde, le corti generali, che avevano appunto il ruolo di trattare questioni di interesse per l'isola. Era stata anche istituita una segreteria di Stato, non prevista dalla Costituzione del Regno, che di fatto avvocava al Viceré di Sardegna le decisioni che sarebbero state invece di competenza degli stamenti. Quali erano queste richieste che gli stamenti autoconvocati presentarono alla Corte? Appunto il ripristino della convocazione decennale alle Corti, la riconferma di leggi consuetudini e privilegi del Regno di Sardegna che erano stati istituiti dal tempo della Corona d'Aragona, quindi molto antichi, ma erano stati gradualmente soppressi dai Savoia,
la concessione ai sardi delle cariche, almeno della gran parte delle cariche significative, ad eccezione della carica di cereale e delle cure scolari, che erano quindi il vertice del sistema, la creazione di un Consiglio di Stato per gli affari ordinari e la creazione in Torino di un Ministero per gli affari della Sardegna. Faccio notare che queste non sono richieste che interrompono il legame tra il sistema politico istituzionale sardo e la corona e il sistema sabaudo. Sono principi di rivendicazione di autonomia politica, non è un sovvertimento della forma di Stato e di governo, cioè, torno a dire, il vento che spiegava da Parigi non si traduce nella richiesta di cambiare tutto, non c'è di passare da un sistema aristocratico a uno democratico, e addirittura si chiede il ripristino dei privilegi feudali che erano stati soppressi o coartati a lungo. Quindi in sostanza era la leadership sarda, la borghesia emergente, l'aristocrazia, che chiedeva un riconoscimento di autonomia e di governo. Ci furono mandate delle delegazioni, la risposta del governo, questi sono atti, non sono interpretazioni, questi sono fatti, documentati. La risposta fu altamente deludente, il re non li ha ricevuti, anzi, per la verità li ha ricevuti sì, ma 3 mesi dopo. Li ha disposti di sospendere le sedute degli stamenti che si erano autoconvocati. Il viceré, che appunto Balbiano, non disse subito come stavano le cose, perché nel frattempo doveva assicurarsi il donativo, il previsto donativo anno, e dopo che c'è stato il donativo ha detto una cosa che ha comunicato il decisivo di Raffaele, che erano invece di settimane prima. Insomma, il clima fu gravemente, diciamo, intorbidato e compromesso. Le promesse che furono fatte agli ambasciatori di sardi furono molto generiche e furono congelate. Questo è il contesto nel quale, diciamo, dei rapporti tra la classe dirigente sarda e la corona. C'era anche una crisi economica in atto, con una svalutazione della carta moneta, un regime fiscale attuato dal governo piemontese sfavorevole ai sardi e un largo fenomeno molto diffuso di corruzione amministrativa. Ci sono stati dei casi molto noti, anche il governatore di Sasse fu sottoposto a esame dalle autorità sabaude per malversazione, corruzione e abuso d'ufficio. In questo clima, circa un anno dopo, il 28 aprile del 94, il viceré Balbiano, cercando di riprendere il bando dalla matassa di questa situazione che si era diventata pericolosa, non si riusciva a governare, arresta i 2 capi, o quelli che ritenevano i 2 capi del partito patriottico, erano 2 avvocati cagliaritani, Vincenzo Campos e De Fisio Pinto. A parte che prima hanno preso il fratello di De Fisio Pinto perché l'hanno scambiato per lui, ma poi insomma questi 2 li hanno arrestati. E alla notizia dell'arresto scoppiò in città una ribellione popolare, una cosa seria, nel senso che fu popolare, cioè molto partecipata. Ci fu l'assalto al castello, fu disarmata la guarnigione, fu invaso il palazzo del viceré, che si salvò andando a rifugiarsi nel palazzo arcivescovile, e liberò i due avvocati sardi. Il viceré fu sospeso dalle sue funzioni e la Reale Udienza, composta da soli giudici sardi, assunse le redini del governo. Fu creata una milizia popolare, si arrestarono i piemontesi, e questo spiega la formula, la dizione Sadide Sacciappa, che sarebbe il giorno della cattura. Il 7 maggio successivo, quindi 8 giorni dopo circa, nell'esultanza della popolazione, i 514 piemontesi furono allontanati dall'isola, seguiti poi dai loro corregionali in tutta la Sardegna. Vale la pena di notare che in tutta questa vicenda non ci fu l'assassinio di nessuno.
è una cosa che, diciamo, dal punto di vista dell'insurrezione adesso poi si può chiamare rivoluzione o no, a seconda del significato che si dà al termine rivoluzione. Certo, questa insurrezione popolare non ha avuto un carattere cruento, e questa è una caratteristica. Tutto questo non ha portato al riconoscimento alla Sardegna di quell'autonomia che si chiedeva e che diciamo, era anche derivata dalle pregresse tradizioni istituzionali dell'isola. Nel corso degli stamenti, questo mi piace ricordarlo, ci furono anche alcune riforme istituzionali. Per esempio, questo è un aspetto meno noto, ma secondo me è importante. E queste sono veramente le parti più democratiche, diciamo i profili più democratici dell'insurrezione. Uno è che il popolo partecipò attivamente alla formulazione di iniziative di legge. Furono aperte le porte degli stamenti e partecipava al popolo, degli atti veniva data pubblicità attraverso atti appositi, ma anche attraverso un giornale che sorse per l'occasione. Furono costituite milizie cittadine reclutate direttamente tra il popolo, e questo non è scontato, perché dovete pensare che stiamo parlando di una situazione generale dove in genere la parte alta delle milizie erano tutti nobili, venivano tutti dal ceto aristocratico, mentre qui le milizie cittadine avevano una più forte connotazione popolare. Insomma, questi aspetti sono importanti perché questi danno il senso di un cambio, diciamo, di linea, anche se, diciamo così, non si chiese in nessun momento l'interruzione del rapporto con la monarchia, ma semplicemente un diverso regime di autonomia politica e amministrativa. Questo è l'inizio del cosiddetto triennio rivoluzionario sacro, ma io non mi soffermo su questo, in cui ci fu lo scontro, se vogliamo, tra due orientamenti, uno più innovatore, o come era scritto all'epoca, innovatori, e uno più conservatore. In questo senso ci fu anche una difficoltà, ecco, mi limito a questo, ma questo è un aspetto che andrebbe in una futura occasione a approfondire. Ci fu un forte dissenso, una separazione netta tra il capo del nord e il capo di sud. Ci fu la famosa rivoluzione sassarese, ci furono secessione sassarese, ci furono varie situazioni, ma insomma alla fine lì in quel triennio ci fu un sacrificio. Mi limito a dire che nonostante questo fatto luci e ombre, come in ogni vicenda storica e come in ogni movimento insurrezionale, resta il fatto di una forte presa di coscienza della classe dirigente e amministrativa sarda, che ha rivendicato un'autonomia che non fu concessa e che anzi che culminò nel 1847 con la cosiddetta fusione perfetta, che era sostanzialmente l'assorbimento senza autonomia da parte dei più potenti di tutti gli imperi. Tra queste figure ce ne erano alcune importanti, quello per esempio penso a Giovanni Maria Angioy, che era capo del partito rinnovatore, che però insomma anche lui figura che ne ha passate di tutti i colori, perché era prima l'intendente generale delle armi, quindi poi è stato alternus, termine che indica, diciamo, la figura che guardava il viceré, il vicario del viceré. E poi dopo, una volta recatosi a Sassari, invece ha sposato in qualche modo le istanze più innovative, è in corso ovviamente nell'ire della corona e ha dovuto rifugiarsi. Le critiche sono state tante, ma la cosa, ovviamente, ci sono anche interpretazioni storiografiche di tipo, diciamo, critico, però se è vero dire che non è stata una rivoluzione nel senso della rivoluzione francese, perché non aveva quel tipo di impostazione né quel tipo di ispirazione,
è anche vero che anticipava a tutte le istanze autonomistiche che il futuro si sarebbero state riproposte e si sarebbero in fondo affermate. Grazie. Qua accanto a me Laura Lanza e Gianni Teglia, tutti e due. Allora, io chiedo a Gavino di farci quella che è la canzone, diciamo, che simboleggia la sassariseria e l'essere di Sassari, che è titolata Sassari in Cazzolina. Io non lo dico bene, io parlo. Se vengo a Sassari da lontano, aria rivolta in vetrina, con coglio da tocco pure a mano, così la vengo in cattolina. Canti così lamenta la vecchiai, con i lacrime in locini so cantando, e non conosco più felicità, pagando so con povere emigrati. E ora Sassari non mi pare, perché si dedicava con il microfono, di cui cantare in terminale vita. Si ha giù sicuro travaglio, il bello tornava sempre in terra di salita. E tu a Sassari non mi pari vero, mi niente so in terra fuoriera. Vi giuro a te, Sassari in Cattolina, a cursurare mio bacio, la tua bandera. Vi giuro a te, Sassari in Cattolina, a cursurarmi un bacio, la tua bandera. Veniamo a Gianni Teglia, che è qua sulla mia destra ed è autore di questo libro molto bello, Sabbie. Poi gli chiederemo anche il significato di questo titolo, Sabbie al plurale. Però prima vorrei, Gianni, cominciare cercando di inquadrarti come uomo, come professionista. Tu sei un magistrato e quindi dici qualche cosa di te. Ecco, cominciamo così, prima di parlare del Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Brevi note biografiche, insomma sì, come giustamente detto Antonio Masia, sono magistrato, sono stato fino a pochi giorni fa procuratore della Repubblica di Sassari, carica che è a termine perché tutte le cariche direttive possono durare al massimo 8 anni, continuo a lavorare alla Procura della Repubblica di Sassari e ancora per qualche anno in attesa ovviamente della pensione. Scrivo anche, questo è il mio terzo romanzo, il primo si intitola La ballata di Bucarest, che tra l'altro è stato da poco ristampato dalla casa editrice Maestrale,
proprio uscito in questi giorni, poi Il Presidente Addormentato, che è del 2018, e Sabbia, che è uscito l'anno scorso. Non scrivo gialli, questa è una cosa da dire. A questo proposito, ti volevo chiedere, ti possiamo inquadrare però nella categoria dei magistrati scrittori, tipo Carofiglio, tipo De Cataldo, se facciamo riferimento ai nostri sardi, Salvatore Mannuzzi, anche Salvatore Sata, se vogliamo, sarebbe giurista, non magistrato. Sì, ma sai, è difficile che sia una categoria in realtà, perché hai citato vari scrittori grandissimi, grandi, eccetera, il più grande di tutti, mi permetto di dirlo, Salvatore Mannuzzi, sicuramente uno dei più grandi scrittori italiani dell'ultima parte del Novecento, ma Gianni Carofiglio ha scritto da subito, come dire, essenzialmente thriller giudiziari, poi ha scritto anche molto altro, è bravissimo. Giancarlo De Cataldo ha fatto un percorso un po' diverso. È difficile inquadrarci come categoria, probabilmente non è neanche giusto inquadrarci come categoria, però probabilmente, non lo so, viene fuori un'attitudine alla scrittura, non credo che sia necessariamente legato al fatto di essere magistrati. No, il fatto è che magari nella categoria dei docenti, degli insegnanti, è più facile trovare scrittori, poeti, nella vostra categoria, non sempre categoria per dire magistrati, giuristi, eccetera, forse la capacità o la voglia o il tempo per scrivere dei romanzi, adesso ma sai, si ripete voi. vabbè, scriviamo per mestiere, naturalmente. In realtà scrivere romanzi è essenzialmente un atto di libertà, cioè nel senso che quando scriviamo nell'ambito del lavoro scriviamo di cose precise, con un linguaggio tecnico-giuridico e soprattutto ancorato alla realtà, ciò che succede. Io ho sempre fatto un pubblico ministero, quindi mi sono sempre occupato di diritto penale ed è ovvio che ciò che scriviamo riguarda reati commessi, chi li ha commessi, le prove e così via. Scrivere romanzi è tutt'altra cosa, significa sì un forte atto di libertà per quanto mi riguardava creativa. Ho iniziato un po' tardino, diciamo, perché il primo romanzo è uscito quando avevo 52 anni, probabilmente, ma è anche vero che la passione per la scrittura e i libri in genere per la scrittura viene da ben prima di aver fatto giurisprudenza. È stato anche un bel successo il primo romanzo. Sì, La Donante di Bucarest è stato, sì, mi ha dato molte soddisfazioni perché ho vinto un premio, secondo eseguo un altro premio. Soprattutto è stato il primo che ho scritto, devo dire, senza una particolare intenzione di pubblicarlo, cioè l'ho scritto veramente come esigenza, in un periodo in cui una certa, come dire, influenza veniva dal fatto che mia moglie, che è qui presente, nel frattempo Lucia Angelica Salaris aveva aperto una casa editrice che non è quella del mio libro, naturalmente, perché è una questione di decenza, ecco, non pubblicare per la casa editrice della moglie o del marito, eccetera, però comunque sia il fatto che si fosse affacciato al mondo dei libri e della letteratura, delle traduttrici e così via, ha probabilmente risvegliato in me la voglia di scrivere che in qualche modo c'è, chiaramente c'è. Bene, allora entriamo subito dentro il tuo romanzo. Due sono i protagonisti principali di questo romanzo, di cui adesso ci parlerai. Però prima di parlarci tu, io vorrei far leggere ad Alessandro Pala proprio l'incipit del romanzo. La prima parte.
pensa all'equilibrio. Siede in terra, la schiena appoggiata alla parte esterna della torre spagnola, la gamba destra accavallata sull'altra, la ciabatta che oscilla agganciata per la tonaia all'alluce del piede. Studia il movimento e si chiede di quanto può spostare in un senso o nell'altro il punto di appoggio della ciabatta senza farla cadere. È il momento più bello delle sue giornate estive. È ancora presto per lavorare e da quella posizione si gode la vista e l'ombra della torre che dalla sua base di roccia si protende sul mare. Da lì inizia la spiaggia. Pape all'acqua sulla sinistra e la lunga striscia bianca davanti. Non ne vede la fine ma la conosce. La percorre e ripercorre per 4 mesi all'anno, anche 2 volte al giorno, andata e ritorno in alta stagione. All'andata l'acqua sulla sinistra, al ritorno sulla destra. La spiaggia è stretta fra il mare e le saline, termina laggiù, all'imboccatura dello stagno. 3 chilometri ad andare, 3 a tornare. Nello stagno soggiorna da tempo un gruppo di fenicotteri che non hanno più voglia di migrare. Lui non ha più tanta energia per fare la spiaggia 2 volte in un giorno con tutto il peso della sua roba e dei suoi anni. Ora si prende delle pause, si ferma a chiacchierare con i bagnanti abituali. C'è qualcuno che vede e conosce da tempo. Lo chiama, si ferma, si avvicina. Non tutti sanno il suo nome, oppure lo dimenticano da un'estate all'altra, da una domenica all'altra. Pape è un nome facile da ricordare e da storpiare. Papi, papu, se ne inventano uno nuovo ogni tanto. Lui li chiama tutti maestro e bella signora. E la cosa finisce lì. Tutti ridono e nessuno si arrabbia. Una specie di equilibrio. Alessandro, devi leggere anche il testo che riguarda invece l'altro personaggio, quello che cerca la trasparenza. Lu pensa alla trasparenza. È un pensiero leggero che galleggia e non penetra nella superficie liscia del mare. Siede sulla riva, sopra un mucchietto asciutto di alghe, i piedi piccoli e pallidi dentro l'acqua, i pantaloni beige tirati su fin sotto le ginocchia. Ha una camicia bianca con le maniche arrotolate e un cappello bianco a tesa larga. I capelli neri e lisci le incorniciano il viso pallido e le sfiorano le spalle, raccolti in una treccia. Guarda i pesciolini che confondono i suoi piedi con uno scoglio e vanno a esplorarlo. Si diverte a lasciarli fare, poi li fa guizzare via con un colpetto dell'alluce. Il movimento dell'acqua deforma e ricompone l'immagine, allunga e distorce i suoi piedi. Ogni tanto con la mano destra sposta la treccia a sinistra del viso, ci gioca un poco e la rimette dietro. Il sole è ancora basso, ma la spiaggia che si estende alla sua sinistra si sta già riempiendo. Ha tempo prima di avviarsi, si gode il sole ancora gentile e il fresco dell'acqua. In quel punto c'è poca sabbia, che altro sassolini bianchi di quarzo. Sono leggeri, lo sciacquio li sposta appena, accarezzandoli i piedi. Un massaggio raffinato, pensa lui, c'è molto da imparare. Un pesciolino più intraprendente le strappa un pezzetto di pelle morta dall'alluce e lui tira via di scatto i piedi. È stata troppo immobile e i pesciolini hanno equivocato. Mai stare troppo fermi. La gente può equivocare. C'è molto da imparare. Che ci dici di questi 2 personaggi? Pub, anzi pub si dovrebbe dire alla francese. No, l'ho scoperto da poco, non preoccupate, perché l'ho scoperto nel corso di una presentazione che abbiamo fatto a Martis, perché mi sono trovato davanti un senegalese
senegalese, Mamadou Mbengue, che è un mediatore culturale che vive in Sardegna, una persona molto in gamba, molto brillante, e gli ho chiesto: ma come si dice? Si dice pub perché è una pronuncia francese, ma direi tutto. Va benissimo. Pub e Lu, intanto lo scenario, perché in realtà si capisce da ciò che è stato letto che Pub è un ambulante senegalese che percorre una spiaggia tenendo, e così sarà nel corso di tutto il libro, tenendo il mare sulla sinistra. Lu è forse una massaggiatrice cinese che percorrerà la spiaggia in senso opposto, cioè con il mare sulla destra. Per sapere se e come si incontreranno occorre arrivare alla fine del libro. Lo scenario è quello per me abituale. Io sono un frequentatore da sempre di quel lungo litorale che qualcuno di voi forse conoscerà, prima di Stintino, cioè della spiaggia che va da Fiume Santo, cioè vicino a Porto Torres, fino alla Tonnara, più verso Stintino, che cambia nome: Pazzona, Punta d'Elice, Le Saline, Ezzimano, soprattutto Ezzimano. Nomi che non compaiono nel libro se non Punta d'Elice. Ma in realtà mi è capitato di presentare il libro in zona vicino a Cagliari e mi hanno detto: ah, ma è il Poetto, quindi alla fine la spiaggia è una spiaggia sufficientemente lunga dove passano delle persone. E fra le persone che passano abitualmente, che noi vediamo abitualmente nel momento in cui stiamo seduti sulla spiaggia, sull'asciugamano, sulla spiaggina, sono certamente gli ambulanti senegalesi, e meno di frequente, perché poi diciamo un'attività sostanzialmente illegale, massaggiatrici che vanno sotto gli ombrelloni a fare massaggi. Questi sono i due personaggi. E se posso dire, l'intenzione di scrivere questi due personaggi nasce sicuramente da una osservazione banale, che non saprei neanche dire poi come mi è arrivata insomma in questi termini, e cioè noi vediamo un signore che passa, che lo riconosciamo da lontano come un ambulante senegalese. Vediamo una ragazza con i tratti orientali vestita in un certo modo, la prendiamo per una ragazza cinese che è lì sulla spiaggia che fa i massaggi. Passano e ci dimentichiamo di loro per un secondo, inevitabilmente. L'idea narrativa è capire chi sono, cioè l'idea narrativa è vederli, cercare di capire qual è la loro vita, qual è stata la loro vita, e soprattutto, e questo è un passo in avanti, la curiosità di sapere ma chi viene da un paese lontano come vede noi che lì siamo nati e abitiamo. E quindi abbiamo due personaggi: Pape, che è grosso modo mio coetaneo, diciamo un signore che ha una sessantina d'anni e che ha passato metà della sua vita in Senegal, metà della sua vita diciamo in Sardegna, ma potrebbe essere anche un altro luogo, e invece lui che è una ragazza, lei è una studentessa universitaria, in realtà quindi considerevolmente più giovane. Io ho letto il romanzo e devo dire che, non per farti complimenti, ma l'ho trovato molto bello e molto interessante. Immediatamente attrattivo, che basta leggere, basta cominciare, così come abbiamo fatto prima, per farti venire la voglia di procedere. E soprattutto mi ha colpito molto il fatto che questi due personaggi, che sono ovviamente di fantasia, non esiste un Pape e non esiste una Lu, no? Lui ce lo spiegherà, lui è Lucia, insomma, anche senza entrare troppo nei dettagli, perché il romanzo è strutturato in maniera tale che ad ogni pagina ti fa venire voglia di fare una domanda, di chiedere come andrà a finire questa storia, come andrà a finire. Del resto anche nella stessa risvolto di copertina, che hai detto prima, chissà se questi due incrociandosi si fermeranno,
si conosceranno, eccetera. Di tutto questo ovviamente noi non diciamo niente, però quello che mi interessa capire è questo. Perché sabbie al plurale? No, io so perché ho letto il libro, vorrei che ce lo spiegassi tu il titolo, perché spiegando il titolo specifichi anche la localizzazione e l'identità dei due personaggi, no? Perché Senegal, Vietnam, Beh, allora, sabbie così al plurale diciamo ha un duplice significato, sicuramente fisico e anche metaforico. Fisico perché c'è la sabbia che entrambi calpestano al presente, cioè in questo loro movimento, c'è la sabbia del loro passato. Il passato di Pape è un passato senegalese, nel senso che lui ha vissuto fino a grosso modo ai 30 anni a Dakar, e Dakar ha un quartiere che si chiama, un grosso quartiere popolare che si chiama Medina, quartiere che è stato creato più o meno verso gli anni 20, anni 30 del secolo scorso, quando i francesi, che allora il Senegal allora era una colonia francese, avevano la necessità di manodopera per la grande capitale che era Dakar, che stava crescendo, aveva insomma industrie, commercio, eccetera. Allora avevano spinto, non con la forza, ma insomma convinto le popolazioni dei villaggi dell'interno e dei villaggi della costa ad andare verso la grande città. E loro hanno costruito lì, come dire, un pezzo della vita passata, cioè hanno costruito lì un quartiere che era di casupole e di strade di sabbia, per l'appunto, e di strade di sabbia. E la sabbia è qualcosa che nella vita di Pape, nella vita di bambino, di adolescenza e di giovane uomo, entra a far parte perché è qualcosa, come dire, che si infila dappertutto, che respira, che entra, come dico, negli interstizi della vita. Per quanto riguarda lui, la sabbia è diversa in questo senso. Scopriamo nel libro, diciamo, non c'è una sorpresa, nel senso che si scopre abbastanza in fretta che lui in realtà non è per niente cinese, ma è una ragazza italiana di origine vietnamita che è stata adottata quando era piccolissima. Nel passato di Lu c'è la sabbia, nel senso che il luogo dove lei è stata adottata è una località di mare del Vietnam che si chiama, della parte sud del Vietnam, che si chiama Nha Trang, dove c'è appunto una spiaggia, attualmente una località turistica, e dove i genitori naturali, in una scena del libro, si attardano con i sentimenti che potete immaginare appena, subito dopo aver lasciato la bambina nell'istituto. Genitori che vivevano in condizioni di estrema povertà nelle campagne, che non potevano, insomma, perché non potevano tenerla. Poi c'è un discorso metaforico, perché in realtà la sabbia è qualcosa che calpestiamo, è qualcosa che ci crea una qualche precarietà quando camminiamo, ma in cui non affondiamo del tutto. È un po', insomma, in qualche modo la vita, se così vogliamo dire, non è mai lineare il nostro percorso, è sempre un percorso per cui dobbiamo adattare il nostro peso alla nostra direzione. Ecco, a proposito di lui e delle sue origini vietnamite, una ragazza adottata, come hai detto, da genitori italiani, inserisci ovviamente nel sottofondo della narrazione la vicenda storica del Vietnam, no? Della lunga guerra con gli Stati Uniti, 1955-1975, e le conseguenze della guerra lì condotta contro il Viet Cong, no? I bombardamenti di quel disinfestante, del napalm, eccetera, che incidono poi su quello. Sì, perché in realtà è una storia in cui che più o meno, insomma, a meno che non sia un po' più giovane di noi, magari ha sentito parlare, ma insomma, io ero bambino ragazzino quando la guerra è finita, ma comunque la guerra in
e nelle canzoni. C'era un ragazzo come Gianni Morano. hanno le Beatles e Rolling Stones. Ecco, al di là dell'opinione che chiunque può avere su quello che è successo allora, è certo che comunque è stata una guerra brutale, ed è stata brutale anche per l'utilizzo di determinate armi che in realtà avevano uno scopo bellico preciso. È noto, gli americani hanno, adesso dico una parola molto difficile per chi ha ben riconosciuto, hanno irrorato nelle campagne con un disertante che si chiamava l'agente arancio, o orange, che serviva a desfogliare, cioè a ridurre in radura aperta la boscaglia all'interno della quale i Vietcong si nascondevano. Naturalmente era una sostanza fortemente tossica che non uccideva direttamente le persone, ma che ha provocato non solo dei danni fisici immediati, ma addirittura dei mutamenti genetici. Sì, perché c'era una base di diossina. Che significato? Che questi mutamenti genetici si sono tramandati di generazione in generazione con delle disabilità più o meno evidenti. Se uno visita il Vietnam tuttora, ci sono dei giovani che hanno ancora la traccia e sono di seconda, terza e quarta generazione. Peraltro anche molti soldati americani hanno riportato, perché sono stati esposti, le stesse cose. Quindi il segno della guerra è una cosa che arriva fino al nostro personaggio che è lui. Sì, torniamo un attimino al Pappe, anche perché così ti faccio una domanda anche tecnica, se vogliamo, nel tuo modo di scrivere. Tu parli di Pappe, rievochi il passato di Pappe, nel presente, dici qualche cosa anche sul futuro, poi interrompi e parli di lui, e viceversa, cioè il tuo modo di raccontare è molto intrigante, molto interessante, è un avanti e indietro rispetto ai personaggi che introduci, familiari, fratelli, sorelle, eccetera. Ecco, è una scelta tua precisa di scrittura questa? Questo sì, chiaramente, però in questo libro c'è un'esigenza di raccontare due vicende parallele in qualche maniera. Quindi i capitoli hanno uno schema fisso, cioè il capitolo 1 Papa, il capitolo 1 Lu, e così a continuare fino alla fine. Anche se poi ci sono dei temi di rimando fra un personaggio e l'altro. E però racconto il loro passato come in linguaggio cinematografico, come dei flashback, insomma, come se fossero ricordi dello stesso personaggio. Non li faccio parlare in prima persona, ma in terza persona, però è come se fossimo dentro la loro testa nel momento in cui ricordano il loro passato, e quello è un passato importante. Per entrambi il passato di Papa è un passato lungo, perché è un sessantenne. Il passato di Vibu è chiaramente un passato breve, e poi, se volete lo possiamo spiegare, indotto un po' dai genitori adottivi. Il passato di Papa è lungo appunto perché ha quell'età, e perché soprattutto si trova a convivere con un'esigenza che è quella della prima frase del libro che è stata letta, tra l'altro benissimo, che è quella dell'equilibrio. Sì. Perché Pappe sembra di capire che cerca l'equilibrio sempre, anche nel suo tentativo, riuscito, mi pare, di integrarsi nella società dove è pervenuto, no? Lui cerca. Ma sì, perché alla fine partecipa a una comunità di immigrati, come se noi sardi qua, come friulani, e cioè cerca motivi di integrazione. Mentre lui, così ti faccio una chiamata, mentre lui vive tutto questo suo scoprire di essere
adottiva, però senza sapere chi erano i genitori, eccetera, la induce in un profondo stato di crisi, di depressione, di problematica, perché forse perché vorrebbe trasparenza che non trova. Infatti. Allora, per quanto riguarda il problema dell'equilibrio è fra quello che era lui in Senegal e quello che è nel tempo presente, cioè nella sua vita, diciamo, in Italia. Una situazione di equilibrio fra il richiamo del suo passato e anche dei suoi familiari che ancora vivono lì, la madre fino a un certo punto, la sorella solo da parte di padre, perché il padre si risposa in Senegal e c'è ancora consentito la bigamia, tra le altre cose, e quindi è sempre un equilibrio fra queste esigenze. Nella comunità italiana, insomma, io sono di Sassari, lo sapete, ma Sassari tutto sommato nei confronti della comunità senegalese, ma anche presso altri centri sardi in genere, è stato sempre abbastanza accogliente, cioè nel senso che scene, atteggiamenti di tolleranza, eccetera, non ce ne sono mai state, e peraltro anche una comunità piuttosto pacifica, insomma, non è, come dire, problematica. E sì, è vero, apparentemente si integra, nel senso che ha anche delle amicizie, una anche profonda, però sempre con un dubbio sottile che appare, cioè mi portano, che ne so, alla festa privata in una determinata casa perché sono io come persona o perché mi esibiscono per far vedere quanto siamo buoni e bravi. Ecco, questi sono dei dubbi che chiaramente al Papa vengono. Per quanto riguarda lui, il discorso è diverso perché lui non ha problemi, nel senso che sa di essere adottiva. Ha anche un fratello che invece è figlio naturale della coppia dei suoi genitori adottivi, un fratello più piccolo, e ha una vita familiare assolutamente serena, sono i migliori genitori al mondo, trattano benissimo, nessun problema. Inizia a avere problemi quando con le sue fattezze inizia ad andare a scuola e così via, viene presa regolarmente per cinese, per il semplice fatto che ha determinate fattezze. La cinesina. E quindi inizia ad avere questi problemi. Il discorso del Vietnam le viene quasi imposto, anche se con tutte le migliori intenzioni del mondo, dai genitori adottivi, che a un certo punto decidono che lei deve conoscere il Vietnam, perché dal Vietnam viene. E questo chiaramente, chi leggerà il libro lo vedrà, le crea dei forti problemi di identità, di squilibrio. Perché la trasparenza? Perché lui ha come parola chiave, diciamo, la trasparenza. Per due motivi, perché il termine trasparenza indica sicuramente il comportarsi in maniera trasparente, cioè il comportarsi in maniera onesta, retta e così via, e lei inizia ad avere dei dubbi sul fatto che i genitori con lei siano stati corretti fino al fondo. Ma allo stesso tempo questa sua difficoltà di identità la induce a voler essere lei trasparente, cioè non voler essere più riconosciuta per il fatto che ha determinate fattezze fisiche, in qualche modo scomparire. Io ti faccio adesso un'altra domanda. Io so come finisce il libro e per me è stato uno shock la parte finale del libro. Non so come definirla, mi ha lasciato molte riflessioni, molte domande in sospeso. E quasi ho detto, vabbè, ci sarà il prossimo libro che spiegherà qualche cosa, perché tutto è impostato perché queste due persone si incontrano. Quindi su questo non vado oltre, perché il libro va letto e lì il libro lo potete acquistare anche ad un prezzo molto scontato, perché è sotto grido. Noi se
amici e soci che vengono qua a pagare il libro meno, perché vogliamo che si interessino al libro, che lo acquistino, eccetera. E quindi questi due libri, perché anche sul prossimo libro che presentiamo abbiamo applicato lo stesso criterio. Io sono convinto di una cosa, che adesso chiudiamo con il libro di Gianni, sono convinto che questo libro vi interesserà moltissimo, perché questi temi che lui tratta, no? Partono da questa idea, sono temi anche di attualità, perché c'è dentro un tema, se vogliamo, della immigrazione, no? Perché in fondo parla di due, uno è proprio un immigrato, l'altra sì, anche l'altra è stata adottata piccolina a Saigon e si ritrova in una città italiana. Quindi c'è questo tema, c'è il tema del lavoro che poi questi immigrati fanno in prevalenza, sono tutti lavori umili, sottopagati, eccetera. Non è che tratta proprio questo tema, però lo scontro è quello, lo scenario è quello, uno quindi è indotto a riflettere su quelle cose. C'è il problema, come dicevamo, dell'adozione. A me ha colpito, quando, questo lo posso rivelare, quando Lucia, di nome vero è Lucia, però lui sembra cinese, questo nome, no? Tipo lui. E allora quando lei si chiede, ma qual è stato il motivo per il quale mi hanno adottato? Perché hanno scelto me? Cos'era una merce? Come dire, lì dentro c'è un po' un risentimento, no? È così. O comunque domande lecite, legittime, anche perché poi lui nel libro in Vietnam conosce una ragazza, appena più grande, forse di età, che ha avuto un destino diverso, perché non è stata adottata, cioè l'ha conosciuta lì. Infatti poi c'è una dinamica che si sviluppa nel libro, nel rapporto fra loro due, e quindi ci si chiede, ma voglio dire, il fatto di essere adottata è stata, non si fa questa domanda esplicitamente, ma faccio trasparire che questa domanda c'è, e cioè è stato un bene che io sia stata adottata, che sia stata, come dire, portata in un posto che non era mio, ed è stato fatto per un motivo altruistico nei miei confronti, o forse per un motivo che è un pochino egoistico di chi ha adottato. È una materia, è un argomento, questo delle adozioni, che va trattato, come dire, con i guanti e con il massimo rispetto, ma è estremamente delicato, perché tocca sentimenti molto profondi di tutti, e ho cercato di parlarne nel libro, senza dare, naturalmente, perché è un romanzo, non è un saggio, senza dare, come dire, senza far trasparire una mia opinione. Ecco. È una scrittura bella, agevole, il libro è leggibilissimo, non è ridondante, non c'è, tu non usi molto aggettivi, eccetera. È molto essenziale la tua struttura. Per quanto mi riguarda, molto piacevole. E allora, Laura, hai una domanda da fare a Gianni Caria? È così preparata, a sorpresa. No, mi ha incuriosito molto questo fatto del finale aperto, quindi non gli ho interesse, però ti sei ispirato a qualche persona che hai conosciuto per la loro storia? Se si è ispirato a qualche persona realmente esistita, per questi due personaggi sono totalmente inventati. Sono totalmente inventati, anche, cioè nel senso che non ho conosciuto in particolare un uomo che faceva l'ambulante, né in particolare
conosciuto tante persone, sono naturalmente, ecco, e ho anche un po' evitato, una volta lavorando al libro, ho evitato anche di fare troppe ricerche, cioè di non fare interviste, soprattutto lavorando in Senegal. Volevo lasciarmi libero in qualche modo di parlarne, di cercare di scoprire chi era. Allora, in attesa di sentire Gabriele Ruggio cantarci l'altro inno sardo, quello dell'amore, non potrò riposare, io volevo fare l'ultimissima domanda a Gianni, chiedendogli una domanda che si fa sempre in questi casi. Il prossimo libro, la tua prossima opera, perché non è che ti fermerai. Insomma, sono già al terzo, quindi a questo punto, come dire, si è aperto il vaso di Pandora. Sì, in realtà sto iniziando a scrivere un quarto romanzo. Quando uscirà non lo so, perché poi uno dice inizio a scriverlo ma non sa veramente se riesce a finirlo, perché è un lavoro sicuramente non semplice e non prevedibile, al di là del tempo che posso dedicare alla scrittura, perché ancora lavoro naturalmente, però sì, cioè, penso che non mi fermerò qui, qualcuno lo piglia per una minaccia. Pensi a un seguito di Papelù? No, per ora no. Per ora no. Ma pensi di pubblicare il prossimo libro con la casa editrice della tua signora? Assolutamente no. Io ci ho provato. No, ma attenzione, lei è verissimo, perché sa, in realtà è la mia prima lettrice delle bozze, ecco, diciamo. Devo passare sotto le forche caudine sue e poi allora forse posso propormi ad un altro editore. Bene, grazie Gianni, un applauso. Veniamo a te. Ci sono riferimenti storici ben precisi, perché il protagonista qua è Giovanni Antonio
Sanna. Sì, Antonio Sanna, tutti voi, perlomeno chi è del nord Sardegna, magari ha sentito il nome del museo, ma nessuno, o quasi nessuno, sa chi sia stato. Quando invece si va a indagare si scopre che è una storia importantissima, una storia che riguarda il nostro risorgimento e il ruolo della Sardegna nel risorgimento. Perché Giovanni Antonio Sanna è stato uno degli uomini più ricchi d'Italia e d'Europa, grazie alla sua longevanza e al suo carisma. Lui era riuscito a ottenere una concessione mineraria alta borghese. Questo vi posso garantire, nei primi anni dell'Ottocento non era per niente facile, perché le miniere venivano concesse generalmente a persone di famiglia o nobili o comunque con delle raccomandazioni. Cioè si poteva diventare concessionario di miniera esclusivamente se si faceva parte di un determinato ceto sociale. Basta pensare alle miniere sarde stesse, che in effetti non sono quasi mai, anzi mai, tranne nel caso di Sanna, soltanto della Sardi. Invece Sanna, che parte come migrante, questa storia si apre con lui che non è in Sardegna, ma si trova a Marsiglia. Quindi lui è un giovane che già nei primi dell'Ottocento va a cercare fortuna fuori dalla sua terra, fuori dalla Sardegna. Anche lui è un emigrato. Certo. E Che riesce a riportare la ricchezza in Sardegna, questa è la cosa, anche la sua grandezza, cioè non è uno di quei migranti che poi si dimenticano della terra natale, ma lui ritorna, riporta la ricchezza e la investe. Non si sente? Sì, scusa, se lo allontani un pelo dalla bocca, perché risulta un po' metale. Sì, va bene, spero che così si senta meglio. Scusate, non sono esperta di microfono. Quindi dicevo, lui è una persona che investe il suo danaro proprio in Sardegna. Quindi la storia si apre a Marsiglia, abbiamo detto, nei primi anni dell'Ottocento, esattamente nel 1841. Lui viene da Sassari e vede a Marsiglia per cercare fortuna, per fare carriera, per trovare un aggancio. Non ha un'idea precisa di cosa fare nella sua vita, però una cosa la sa con certezza: vuole diventare qualcuno, vuole diventare una persona ricca e importante. Riesce a trovare questo, io lo chiamo il filo del destino, lo riesce a trovare quando incontra un sacerdote, Prete Pischedda. Prete Pischedda va a Marsiglia cercando un socio perché lui ha sotto mano la possibilità di ottenere la concessione mineraria delle miniere di Montevecchio. Probabilmente non sono tutti, quasi tutti sapete, è un'area mineraria posto tra i comuni di Cuspide ed Arcus, che fu sfruttata poi fino agli anni 90 del secolo scorso, quindi veramente ebbero una lunga vita. Quando Prete Pischedda va a proporre a Sanna lo sfruttamento delle miniere di Montevecchio, cioè non a Sanna, ma a un socio, Sanna si propone come socio, in verità ora le miniere non sono sfruttate per niente, ci sono solo dei piccoli scavi di età umana, però le miniere non sono state sfruttate. Quindi serve prima di tutto una concessione del re. Sanna investe tutto quello che ha, è un borghese. che si fa liquidare dai genitori, Sì, dalla madre, perché lui già fu mio padre. dalla madre, si fa liquidare la sua parte Sì. per poterla investire Sì, è un in azzardo. maniera azzardatissima. Esatto, perché se lui non ottiene questa concessione lui perde tutto, cioè lui proprio, tant'è vero che la famiglia, ma questo ci posso immaginare le dinamiche familiari, poi alla fine sono quelle che sono impossibili, 800, 900, la mamma è molto preoccupata di questo fatto che il figlio stia investendo tutto in qualcosa che a lei sembra una follia. È come uno di quei personaggi, non so, americani, capitani di industria, che partono da niente e diventano Rockefeller, Sì, diventano... ma lui era ricco, quindi vedi, c'era un miliardario dell'epoca, Sì. cioè, mangiavano uno degli uomini più ricchi d'Europa. Senti, ti volevo però chiedere questo. E come che tu sei venuto su questo personaggio? Allora, una cosa che ti avrei dovuto chiedere all'inizio è chi sei tu come professione e adesso come scrittrice, no? Vabbè, io sono insegnante. E poi chiedo ad Alessandro se ci legge il primo pezzo
capiamo anche il tuo modo di scrivere. E Alessandro, tu ti prepari primavera 1845. Sì, io sono un'insegnante di lettere, sono sassarese, anche se il cognome magari potrebbe far pensare qualcosa di diverso. In realtà io sono figlia di una migrazione al contrario. Sì, anche dal modo di parlare mi hanno detto che è vittese. Origini vittesi, ma non solo, insomma, un po' tutta, ho tante... Ora abbiamo una vittese. Sì, ma mi hanno detto che sono intelligenti e simpatici, molte. Nel tuo libro c'è molto Giorgio Asproni, sì, un grandissimo personaggio del risorgimento italiano di Bini, Giorgio Asproni. sì, perché era il migliore amico di Giovanni Antonio Sanna. E io ho un'associazione culturale di Chiteria, attiva già da qualche anno a Sassari, con la quale noi cerchiamo di ricostruire proprio le microstorie. Cioè noi andiamo a cercare non la storia più famosa, ma queste storie un po' dimenticate. Questi personaggi magari hanno fatto sì la storia e poi magari sono diventati personaggi un po' sconosciuti. Noi andiamo a cercarle, a recuperarle, le raccontiamo attraverso passeggiate culturali, al cimitero. E Giovanni Antonio Sanna è uno dei personaggi ai quali ci siamo appunto imbattuti, perché Giovanni Antonio Sanna è uno sconosciuto nella sua regione, nonostante tutto quello che lui ha fatto. Perché io per prima, quando da piccola mi ha accompagnato a vedere il Museo Sanna, mi immaginavo un Indiana Jones, Don Barolo, che aveva recuperato i reperti e poi li aveva donati a Sassari in un gesto di pentimento quasi. Vi giuro, immaginavo una cosa del genere, ma anche tante persone che ho sentito mi hanno detto che loro pensavano a un personaggio di questo livello, uno storico, mentre invece poi quando ho scoperto, grazie allo studio di Paolo Fanno, un giornalista cagliaritano, oltretutto incredibile, venuto a Cagliari, un giornalista a raccontare a noi sassaresi chi fosse Giovanni Antonio Sanna. Io sono rimasta senza parole. Lui ha scritto un saggio che è stata la base di partenza della mia curiosità, perché mi sono resa conto che aveva non solo lui, ma anche tutto il modo che lo circondava aveva una storia da raccontarci. Perché lui, oltre ad avere questo grande successo personale, ha conosciuto, è stato deputato sia a Torino che a Firenze, comunque ha frequentato ancora i parlamentari a Roma, quindi ha seguito tutta l'epopea dell'Italia attraverso anche il suo migliore amico, che era Giorgio Asproni, che si tenne 30 anni in Parlamento, fu uno dei deputati primogeni dell'Ottocento. Quindi io attraverso questa storia poi ho scoperto la moglie, le figlie, che hanno delle storie interessantissime. E mi si è presentata davanti una saga familiare. Ho detto, ma come? Noi andiamo a leggere le saghe familiari di tutto il resto d'Italia, e 4 figlie femmine, e abbiamo una saga così importante, così bella, così articolata, così ricca di emozioni, di sentimenti in Sardegna, e non la conosciamo. Quindi, prima di tutto, la ricerca è partita per un mio gusto personale, perché io volevo scoprire sempre di più, cioè è veramente una sorta di matriosca, più scavavo e più scoprivo. E quindi sono andata negli archivi, questo qua dietro alle mie spalle è l'atto di battesimo di Giovanni Antonio Sanna. Lui è stato battezzato nella parrocchia di Santa Caterina, la chiesa che era in Piazza Azzurri, che ora è stata abbattuta, non esiste più. La chiesa di Santa Caterina è stata poi spostata in una vecchia chiesa dei Gesuiti, ma la chiesa era la parrocchia di riferimento di Sanna, in quella vecchia parrocchia si sono sposate le sorelle, lui è stato battezzato e così tutta la sua famiglia. Andando avanti ho continuato a indagare su tutti i membri della sua famiglia. Per esempio questo è un atto che riguarda invece il battesimo della moglie. La moglie di Giovanni Antonio Sanna, che lui conosce in Marsiglia, da migrante in questa città, è una spagnola. Anche lei, la sua famiglia, però è emigrata in Francia, perché Marsiglia, voi la potete immaginare come un polo commerciale dell'epoca, era un porto che si faceva sul Mediterraneo, dove confluivano gli interessi di gran parte dei migranti di tutta l'area mediterranea dell'epoca. Quindi questo è il battesimo di Maria Iambi. Gli algheresi mi hanno sgridato perché io prima dicevo Ambi, ho detto no, c'è la doppia L, quindi è Iambi, catalano. Una curiosità vi faccio notare, questo atto è scritto in catalano, mentre invece il battesimo di Giovanni Antonio Sanna era in latino.
Quindi è un'originalità questa, se vogliamo, perché stiamo parlando del 1819, nel 1819 i teori ecclesiastici dovevano essere ancora in latino, quindi gli spagnoli erano un po' moderni in questo senso. Quindi abbiamo queste figure che mi hanno veramente conquistato, che sono andate a indagare nei vari ambiti, sono un po' scorrere, perché quindi ho fatto proprio una ricerca personale. Una volta che avevo in mano tutto questo materiale, io ho detto questa storia non ha senso se la tengo per me, ma voglio raccontarla, e raccontarla nella formula del romanzo mi è sembrata la cosa più giusta, perché è una storia ricca di sentimento, di sentimenti di tutti i tipi, e quindi in un saggio si sarebbero persi, poi saggi ce ne sono i sentimenti che permettono veramente di capire come erano fatte le persone, e il fatto che io abbia potuto, questo è un dato morte, il giuramento di Ossana morte avvenne a Roma nel 1875, però lui è stato poi sepolto a Sassi, perché lui è stato richiesta testamentaria, e questa è la sua tomba nel centro di C'è la Sassi. tomba anche al Verano. Sì, infatti dopo ho messo delle immagini, a Verano ci sono le tombe delle figlie, di 3 delle figlie, delle 4 figlie e della moglie, e lui è stato sepolto nella cappella della famiglia Emilina, che era il padre portico del Verano, una tomba molto importante del portico, per una cinquantina d'anni. Poi è stato trasportato con una cerimonia ufficiale a Sassari, e adesso la sua sepoltura è a Sassari, in una cappella molto bella del cimitero monumentale. Vogliamo far leggere ad Alessandro, questo pezzo, no? Dove descrivi un arrivo, un rientro a Montevecchio, il primo arrivo a Montevecchio, guardate, che... Sì, quando lui arriva alla miniera di Montevecchio per la prima volta, perché è un luogo selvaggio, guarda che mentre Sassari è stato dimenticato, lì non è stato dimenticato Giovanni Antonio Sanna. Se voi andate a parlare con qualunque persona di Cuspino di Arbus, ancora oggi vi dirà che ha fatto tantissimo per loro, e quasi spettava a credere che si fosse sassarese. Tant'è vero che dico, guardate che è nostro Giovanni Antonio Sanna, e loro no, lui prende la concessione delle miniere perché cerca un minerale, giusto? Sì, la galena. Dà il titolo al tuo libro. Il peso della galena nasce proprio da questo minerale. La galena è un metallo piombo argentifico che si estrae a Montevecchio. Quello di Montevecchio è particolarmente ricco di argento, quindi è uno dei metalli, uno dei metalli più preziosi d'Europa. Primavera 1845, Montevecchio. Il profumo intenso e piacevole della macchia circostante, composta da piante aromatiche e arbusti odorosi, lo accompagnò per tutto il percorso. Salendo, si aveva l'impressione di raggiungere la sommità di una montagna, pur non raggiungendone mai davvero l'altezza. Giovanni Antonio si lasciò avvolgere da quelle sensazioni. A un certo punto, alla sua destra, si aprì un pallone a strapiombo e lui immaginò che quelle pareti circostanti di scura roccia la chiudessero come in uno scrigno preziosi metalli. Finalmente il piccolo gruppo si fermò in un'area leggermente spianata. La guida più anziana si fermò per prima. Eccoci a Genna Seranis. Il consumato abito che aveva indosso non tolse nulla all'impressione che tra i due accompagnatori fosse la figura più importante e rispettata. Aveva il volto scavato dal sole e dalla fatica, e forse anche dagli anni, e lo fissò con uno sguardo diretto e a tratti misterioso. L'altra guida intervenne in dialetto, sfoggiando però un atteggiamento da insegnante di Curlenzo. Si chiama così in onore di una divinità antica, Serapide. Affermò come se gli stesse rivelando un'incredibile verità, che era protettore del mondo che sta sotto i nostri piedi. Poi in silenzio scrutò l'orizzonte, allungando lo sguardo infine su di lui, quasi fosse il sacerdote di una religione antica che studia un adepto per valutare se questi sia degno.
Giovanni Antonio immaginò di essere stato sottoposto, senza essersene reso conto, ad una forma di rituale iniziatico. Non siete i primi che vengono a scavare in queste terre, proseguì il più anziano. Il Dio è stato invocato per la prima volta dagli schiavi che lavoravano queste pietre per i Romani, affinché alleviasse le loro fatiche. Questo posto si chiama così da allora. Mio nonno mi ha raccontato che prima si vedevano i resti di un altare antico, ma ora non si trova più niente. A Giovanni Antonio si voltò verso Filippo. Serapide dunque. Bene. Avrò bisogno di ogni divinità del cielo e della terra per ottenere ciò che ho in mente. Il tuo romanzo è costruito a capitoletti. Ogni capitolo si riferisce ad una giornata, no? Ad una giornata, ad una data. E volta per volta esamini ovviamente non solo la figura umana e imprenditoriale e politica di Giovanni Antonio Sanda, ma anche come dire, i suoi rapporti con le persone che lo contattano o che lui contatta. È una cosa, come dicevo prima, che lascia molto piacevolmente interessati e che tu gli attribuisci, ma probabilmente è vero, non è che gli attribuisci, una grande amicizia, un grande rapporto, così proprio con Giorgio Asproni. Ricorda tu chi era Giorgio Asproni? Sì, l'ho detto oggi poco fa per le parole. No, volevo dire che la domanda è questa, quindi la domanda è una constatazione sulla quale poi magari ti invito a sviluppare ancora di più il ragionamento, è che tu con Giovanni Antonio Sanda praticamente ripercorri tutta la storia italiana o anche del Regno Sardo, prima che fosse Regno Italiano, perché poi diventiamo Italia nel 1861 per trasformazione del Regno Sardo in Regno Italiano, no? E lì viene raccontato, sì, ho detto, è raccontato anche il passaggio di capitale da Torino a Firenze, poi da Firenze a Roma. C'è un brano anche di cui, e questo chiederemo ad Alessandro di leggercelo, quello che 20 settembre 1870, vi ricordo, è la data della presa di Trontapiglia, quindi l'Italia che occupa il Vaticano, se vogliamo. E quindi ci sono le descrizioni, e quindi è un libro, è un romanzo, perché ovviamente tu fai parlare Giovanni Antonio Sanda, le figlie, gli aspiranti mariti delle figlie, tutta la vicissitudine, come se questi commenti li avessero fatti loro, no? Sembra di sentire Giovanni Antonio Sanda che parla con Giorgio Asproni. Naturalmente quello è frutto del tuo lavoro, della tua narrazione, basandoci su personaggi effettivamente vissuti che fanno parte della storia. Sì, su documenti anche, su lettere, lingue. Questo, raccontaci Sì. questo. Perché oltre a questo lavoro documentario di cui vi ho parlato, degli anni di nascita, di morte, sono stati uno degli strati su cui ho lavorato. Io ho una formazione archeologica, poi mi hanno costruito questo libro come in uno scavo, cioè gli atti, ma anche le lettere familiari, i documenti, gli atti processuali. In uno scavo dice che poi l'attività che ha fatto diventare ricchissimo per il portaggio. Non lo sa, lo scavo delle miniere. E lui, io quindi quando sono andata a inquadrare i vari personaggi di questa storia, una delle cose a cui tenevo di più era raccontare la verità, cioè io volevo che loro fossero raccontati oggi come veramente erano, quindi quali erano i loro sentimenti, il loro carattere. Per questo motivo ho letto
centinaia di lettere familiari messe a disposizione dalla famiglia, e questo mi ha permesso di capire i meccanismi di rapporto fra le figlie e il padre, fra le figlie e la madre, fra i coniugi, fra marito e moglie, quindi fra Giorgio Asproni e Sandra, che erano molto amici. E ho letto i diari di Giorgio Asproni, il diario politico, dove Sandra viene citato quotidianamente perché i due si frequentavano in maniera molto intima, tant'è vero che Sandra è testimone di eventi pubblici, anche privati, di Giorgio Asproni, viceversa. E quindi, per esempio, questa è una poesia. A proposito di questi aspetti privati della vita, non me li immaginavo, però e questo Giorgio Asproni, che era un prete, no? Era un sacerdote, che poi Aveva lasciato l'abito per fare politica. ha lasciato l'abito per fare politica ad alto livello. E però viene fuori che Giovanni Antonio Sanna rivela un amore di Giorgio Asproni per una bellissima Principessa. che magari fai capire che c'è stato veramente un rapporto, una relazione, però la Rumena poi lo scarica. Era già sposata. Non te l'aveva detto. Dice, non lo nominava mai il marito. Poi allora, questa relazione di Giorgio Asproni in verità ce la racconta Giorgio Asproni stesso, perché lui stesso che nel diario racconta di questa bellissima principessa, anche lei patriota per la Romania, quindi due hanno proprio un feeling anche legato proprio a identica passione politica. E poi invece lì a un certo punto inizia a firmarsi il cognome del marito e Giorgio Asproni ci rimane molto male, perché si rende conto che è un tentativo di allontanarlo. Quindi sì, si vedono gli uomini storici nella loro umanità, perché questo poi a me è piaciuto proprio anche di loro. L'aspetto della persona, cioè non l'aspetto storico che c'è, ma per esempio sono dei racconti cattivi, viaggi fatti insieme da Sandra Asproni, una lettera alla moglie di Sanna nell'ultimo anno di vita, nel 1884. Quindi abbiamo tutto un insieme di ricostruzioni personali fatte proprio attraverso questi documenti che mi hanno permesso di ricostruire rapporti di amicizia, rapporti d'amore, rapporti familiari, e poi abbiamo nominato anche le 4 figlie, eccole qua ci sono alcune delle immagini delle 4 ragazze Sanna. Zelì è quella alla mia destra, qua al centro c'è Ignazia, di nuovo Ignazia con l'ombellina appoggiata alle gambe, Zelì la piccola, guarda verso la figlia, Amelia che invece ha una mano che tiene la testa. E questa è Ignazia Sanna Solinas. Loro sono sepolte nel Verano, anche Ignazia nella cappella Solinas e Zelì nella cappella Bertolio. Quindi comunque la famiglia vivrà molto a Roma, perché Roma è una diventa la capitale, sarà ovviamente un po' il centro di aggregazione che si fa. C'è anche un grande dramma familiare iniziale, perché lui e loro hanno perso il primo figlio. Quello Sì, è il maschio che volevano, hanno perso. Ha avuto fuori dal matrimonio, immaginiamoci anche la modernità di questo, cioè noi pensiamo che certe cose magari non avvenissero nell'Ottocento, invece c'è una convivenza, poi c'è una riduzione della moglie, poi c'è il matrimonio che porta alla nascita di un maschietto che purtroppo vivono pochissimi. Da quel momento in poi avranno 4 ragazze, però voi possiamo immaginarci un uomo così ricco, così importante, aveva necessità di sposare le figlie con uomini che garantissero il patrimonio, esatto, che garantissero proprio la prosecuzione del suo lavoro. E lui sceglie, ma queste scelte non si rivelano nella maggior parte dei casi felici, perché sono matrimoni sì combinati, ma combinati con persone che in verità hanno scarso interesse nei confronti di queste ragazze, ma hanno un grosso interesse. Cioè lì c'è l'onestà, allora lì ci può anche stare anche normale che questi volessero sposare figli di sangue, ma qui c'è veramente una cosa che va oltre, veramente una meschinità nei confronti proprio del suocero, che si tramuterà, a mio avviso, poi anche che ho potuto ricostruire, proprio dal razio dei ruoli di quest'uomo. Cioè quest'uomo viene dimenticato perché così hanno voluto i mariti delle figlie, perché nel momento in cui lui muore ha solo 55 anni, non ancora giovane, e quando prendono Montevecchio,
questi uomini lavoreranno proprio per brillare loro dei successi del suocero e invece tenderanno proprio a farlo dimenticare. Quindi a mio avviso è per questo che è importante riscoprirlo, perché in verità lui era uno che aveva fatto tanto per la Sardegna, aveva anche un amore enorme per la Sardegna, per testamento lui lascia poi alla nostra città quadri e opere d'arte. Grazie a questo ascito noi abbiamo il Museo Sanna e la biblioteca che è la pinacoteca, donazioni Sanna per la maggior parte i due piani, il piano terra e il primo piano sono quasi tutti donazioni Sanna. Eppure noi l'abbiamo dimenticato, quindi questo è quasi doveroso invece di doverlo ricordare e probabilmente la sua morte precoce è fluito. Hai detto bene che è un grandissimo personaggio questo trascurato, perché pure io ad esempio non sapevo molte cose, non sapevo proprio che a Sassari abbiamo avuto una persona di queste grandi capacità e poi affezionato alla Sardegna, perché lui, come dicevi tu, non è uno di quelli che si è dimenticato della Sardegna, lui ha proprio impegnato anche il suo patrimonio per la Sardegna, eppure ne sappiamo poco, non so, Antonio, tu sei mezzo sassarese, ma anch'io abbiamo studiato a Sassari e vissuto a Sassari, non so Gianni, tu se sapevi. Ma adesso vi dico di fare una domanda a lei, lo sa. Sì, infatti qua c'è la chiesa di San Bernardo alle Terme dove viene celebrato il funerale di Sandro, lui morì in via Torino in questa palazzina e poi il suo funerale viene celebrato praticamente quasi di fronte. Questa invece, questa casa in via Vittoria, in questa casa non vi dico quale, ma morì una figlia di San giovane. Non dico quale perché sennò ragazzi rovina il gusto di questa storia. Sì, poi se andiamo avanti vediamo altri luoghi importanti legati a Sanna Roma. Ho messo alcune immagini di Roma più che della Sardegna proprio perché volevo, quella precedente era il villino Castoldi sulla Salustiana. Questo villino ora è del Banco di Sardegna, c'è l'Elief, è in affitto all'Elief. Questo villino bellissimo era la casa di Zelì Sanna, l'ultimo genitore di Alberto Castoldi, fatto edificare proprio da Alberto a Roma. Hanno vissuto a Roma e sono venuti qua. Vedete Zelì Castoldi Sanna, Roma. Queste sono alcune delle cappelle del Verano, la cappella del Toglio dove è sepolta Zelì, la cappella Solinas dove è sepolta Ignazia, la primogenita di Sanna, ma soprattutto, se andiamo avanti, dovrebbe esserci il Verano, ma soprattutto Nedina ha la tomba nel Padre Portico del Verano e io so, perché ci vado sempre al Verano, che è una tomba amata dai romani, vedo sempre fiori, a volte ho dovuto fare la fila perché c'erano delle persone davanti a me che volevano lasciare il fiore e Nedina è una tomba simbolo del Verano. C'è scritto Nata Guspini perché lei è nata nel periodo di Montevecchio, quindi per questo Nata Guspini era sassarese, vissuta a Sassari con i miei genitori. E quella in alto è Marietta, la moglie, ha voluto essere sepolta accanto alla figlia. E poi altri personaggi che sono nel libro, sepolti a Verano, Francesco Sulis, che lui è stato un deputato importante, amico di Sanna, con lui aveva aperto anche un giornale di stampo mazziniano a Sassari, che poi viene un po' messo nell'occhio del ciclone, di Savoia, è uno dei motivi per cui Sanna poi cercherà rifugio a Marsiglia e a Sproni, la tomba precedente che vogliamo vedere è appunto di Giorgio Asproni. Penso che tutti la conosciate, però siccome non do mai niente per scontato, no, eccola qua, ve la mostro, come si è dal Verano, c'è il Padre Portico, se voi guardate alla vostra destra trovate la tomba di questo grandissimo sardo, nato a Vitti, morto a Roma. Giorgio Asproni è stato davvero un carissimo amico di Giovanni Antonio Sanna, nonostante la differenza di età era un pochino più grande di lui, fu sicuramente uno dei pochi, e lo dice sempre il PI, io sono amico di Sanna perché sono l'unico che non gli chiede niente. Perché quando uno è molto ricco ovviamente il rischio è sempre quello di essere apprezzato per altro e Sanna questo rischio lo correva quotidianamente, ma corso anche in famiglia.
ma Asproni questo lo dice, io sono amico per questo motivo, perché io sono delle frasi bellissime di Giorgio Asproni, che io ho amato talmente tanto che poi le ho messe in bocca nel libro, perché sono proprio frasi legate alla politica. Dice, io preferisco mangiare minestra di pane e fame, dice, piuttosto che, questo proprio lo dice sempre, piuttosto che appunto Poi essere. ci sono gli intrecci interessantissimi con Garibaldi, che vabbè era Caprera, però ancora prima di Caprera c'è la spedizione di Mille e ci sono commenti tipo gossip su Garibaldi a proposito di quel matrimonio che lui ha fatto con quella ragazzina, con quella contessina che era già incinta di un altro. Garibaldi gli ha immediato una figuraccia. Sì, è vero, la racconta Asproni e io ovviamente la racconto, è una storia nota, però non così nota come credevo, perché in effetti molti mi hanno detto: ma cosa hai fatto fare Garibaldi? Non guardate che bellissimo, è proprio bello. Era una ragazza di fino a Mornasso. 17 anni, lui aveva più di 50, quindi Asproni, che è molto severo nei giudizi, un uomo di forte morale, nella tomba si è detto no, non fracattare, non mi piego, era proprio così. Questo è lui, appunto giudica ovviamente che è ridicolo Garibaldi, perché va a credere che una ragazzina di 17 anni potesse davvero amarlo, ecco, quindi è molto caustico. Queste sono alcune lettere del carteggio che io ho potuto esaminare a Montevecchio, sul dono della famiglia, gli eredi di Sanna. Oggi a questa disposizione tutte le lettere private, loro sono stati bravissimi perché hanno conservato tutto, ogni bigliettino, ogni appunto da Marsilio Puri, e questo ci permette veramente di poter anche scrivere un libro del genere, perché basato sul vero carattere di queste persone. No, se può tornare all'immagine precedente di Asproni, io vorrei far vedere questa lettera. Allora, questa lettera qua si vede la data 1846, questo dimostra che l'amicizia tra Asproni e Sanna è precedente alla concessione della miniera, perché la concessione avviene nel 1848, quindi non è un'amicizia interessata già da questo, cioè l'amicizia precedente alla ricchezza. In questa bellissima lettera, voi non adesso potete leggere, ma vi faccio un sunto. Asproni Asproni, che anche questo è riportato, combatte un duello, è già un uomo grande, una sessantina d'anni, ma viene sfidato da un giornalista, Fambri. E in questo duello Asproni è un duello al primo sangue, che non è che tutti i duelli si possono concludere ovviamente con la morte dei contendenti, però Asproni lo combatte e vince, e Fambri è un uomo giovane, e quindi lui è veramente contento di questo, perché infatti lo dice: se io fossi stata ancora giovane a Pitti, gliel'avrei fatta allenando, con la pistola gliel'avrei fatta vedere io, che peggio gli avrei fatto. Si vanta un po' di questa vittoria. Anche questo è vero, non è vero, non è inventato. Era però un uomo di carattere, e in questa lettera scritta a Sanna è bellissima perché dice: in caso di mia morte io avevo preparato 2 lettere, una per te e una per Giorgino. Giorgino Asproni era il suo nipote, il figlio del fratello Giovanni, che lui adotta quasi come un figlio, lo fa studiare, è ingegnere. Giorgino Asproni avrà tutta la sua vita indipendente nella zona di Iglesias. E queste 2 lettere io le conservo e voglio fartela avere lo stesso, perché tu sappia quanto io voglio bene a te, che sei il più caro fratello e amico che ho. Quindi è una lettera bellissima, e lui nel rischio di morte va a pensare a questo figlio adottivo e Giovanni Antonio Sanna. E allora quindi sentiamo come descrivi la presa di Portapia. sì, attenzione, è tutta vera, raccontata da Giorgio Asproni. sì, le scrive Giorgio Asproni. Io ovviamente la reinterpreto in forma romanzata, però è vero. Insomma, da modo anche di apprezzare la tua prosa, la tua scrittura. Giovanni Antonio, apritevi! Aprimi! Giorgio bussò freneticamente alla porta dei Sanna di prima mattina, quasi volesse sfondarla. Le sue urla erano coperte dal vociare di molte persone che defluivano disordinatamente verso Palazzo Vecchio. Mariette fu sorpresa che suo marito scegliesse dall'armadio il completo chiaro che non indossava mai. Prima di uscire gli diede un bacio veloce sulle labbra spiegandole: se sta accadendo ciò che penso, nessuno oggi dovrebbe indossare il nero tranne i clericali. Corse poi a raggiungere Giorgio, fermo sulla soglia e visibilmente emozionato.
Sei pronto? Andiamo verso la piazza. Il fuoco è stato aperto stamattina, poco dopo le 5. E già da alcune ore si sta aprendo una breccia tra Porta Pia e Porta Salaria. Stiamo entrando a Roma, amico mio. Giovanni Antonio si illuminò. Quella notizia era nell'aria da giorni, quasi però come se non dovesse concretizzarsi mai. Oggi è il grande giorno, quindi Roma torna italiana. I due amici si abbracciarono, poi Giorgio lo trascinò letteralmente fuori tra la folla. Mariette rimase in casa stordita, sentendo suonare la banda in lontananza. Doveva svegliare le ragazze. Giovanni Antonio e Giorgio avanzarono, spinti dalla marea umana sempre più fitta quanto più ci si avvicinava alle piazze della Signoria o della Trinità, verso le quali tutti confluivano come se si fossero dati appuntamento. Lungo il percorso incrociarono diverse bande che suonavano la marcia reale oppure l'inno di Garibaldi in un clima irreale. Arrivati sotto Palazzo Vecchio, si fecero strada con difficoltà verso l'ingresso. Gli sguardi di tutti erano rivolti verso l'alto, aspettando il momento in cui dal campanile fosse stata issata la bandiera. Cosa non tutti sanno, poi ma ci tengo a dirla, Giorgio Asproni fu il primo che fece sventolare la bandiera sventolò per ore, i deputati dal campanile di Palazzo Vecchio fecero sventolare la bandiera per ore senza urlando. Era un momento doveva essere emozionante, veramente. Queste emozioni oggi nessuno ce le può più raccontare, perché sono tutti, ovviamente non c'è più nessuno di quelli che erano in quel giorno, ma grazie a questi racconti che poi magari possono essere anche rivisti, possiamo riviverli. Le lezioni si percepiscono dalla tua scrittura. Io volevo chiedere a Gianni, c'hai una domanda per anche tu, Giovanni Antonio Sanna? No, va bene. Passaggio laterale. Sì, sì. Poi non sento in realtà modo. No, devo dire da sassarese ignoravo totalmente la storia che come buona parte dei sassaresi e a volte penso che basterebbe un piccolo sforzo, cioè guardare i nomi delle vie e chiederci ma questo chi era? Tra l'altro nella storia di Asproni c'era, non so se è una coincidenza per la verità, ma nella toponomastica io Giorgio Asproni perché di Sassari parte dal Museo Sanna, cioè come se per l'eternità, diciamo così, in qualche modo, non so, può essere una coincidenza è che i due grandi amici siano trovati insieme. No, la domanda che ti voglio fare è questa, e forse una mia deformazione professionale, no, andare un po', cioè cercare un po' di scattare in qualche modo sulle intenzioni dei personaggi storici o del personaggio del libro, che poi chiaramente c'è la parte romanzata, cioè questo è ovvio. E allora, proprio il rapporto con Sassari, e cioè mi colpisce, quello che vorrei sapere da te è questo, in base a ciò che hai studiato e in base a ciò che hai messo nel libro, e cioè che percezione aveva, è possibile trovare una percezione dei sassaresi nei confronti di Sanna quando Sanna è in vita? E in secondo luogo, questa sua voglia di donare così tanto alla città di Sassari, da un uomo molto ricco, e non lo so, mi viene quasi da pensare, è uno che ha voluto assicurarsi l'eternità in qualche modo nella sua città, sapendo che altrimenti sarebbe stato totalmente dimenticato. Sì, è una domanda molto interessante perché purtroppo Sanna non fu amato già in vita. È proprio vero, pensate che lui viene aggredito a casa sua da un delinquente. Il nipote di Prete Pischietti. Il nipote di Prete Pischietti si è sempre defraudato. La casa che aveva in affitto abbiamo ritrovato, abbiamo capito come fosse, era il nipote di Ciballone Cristo, lui era in affitto. Questo giovane lo aggredisce e gli fa firmare delle carte, ma viene fermato, insomma, poi ho cercato di ricostruire anche attraverso le posizioni processuali, perché c'è stato un processo contro questa aggressione. E la cosa è incredibile perché io ho potuto leggere quello che c'è a Sassari di questo processo, poi il processo è stato spostato a Roma
e che il clima era talmente avvelenato contro Sanna che le persone erano a favore dell'aggressore. Addirittura quando lui dice ma venite a vedere la serratura, non potevo, no, non è vero, Sanna deve stare zitto. A quel punto Sanna, uno dei giurati, Sanna dice no, a questo punto io chiedo lo spostamento del processo. Io mi sono fatto un'idea anche su questo, perché quello che ho letto è che lui, poi Sassaresi è un famiglia colpa, perché lo siamo, non abbiamo troppo chi riesce a farsi da solo. Sanna va inquadrato nel contesto oltretutto di nobiltà dell'epoca che aveva i privilegi. Sanna si era permesso di diventare uno più ricco di Sassari quando era un figlio di un avvocato, cioè non era, per alcune famiglie che comandavano non era nessuno. Quindi sicuramente molta gelosia nei suoi confronti. Pensate che quando lui acquista, perché lui acquista ben due tenute importantissime a Sassari, che sono il Parco di Monserrato, che è il suo, e il Premio di San Sebastiano, che partiva dalla Piazza d'Italia e si concludeva dove oggi c'è il museo, quindi è enorme, si chiama San Sebastiano perché c'è le carcere. Lui fa firmare a Sproni per quell'acquisto, ma ne ha paura che non glielo vogliono vendere i sassaresi, quindi c'è proprio una gelosia nata dall'uomo comune che era un figlio di persone qualunque, che invece poi all'improvviso diventa così importante. Quindi sì, c'è una gelosia che sicuramente ha influito. Lui, nonostante tutto, invece vuole mantenere lo legame con Sassari e probabilmente spera, quando nel testamento dice voglio lasciare le collezioni alla mia città che facciano un museo. Io penso che lui speri non tanto nei sassaresi contemporanei, ma guarda al futuro. Quindi dica, oggi magari non sono apprezzato, però se io lascio questo, un seme che sto buttando, magari tra 100 anni qualcuno si ricorderà di me in maniera positiva. Chissà, si ricorderanno di me. Un libro, e così chiudiamo, è un libro che io vi invito a leggere. Certo, magari non si legge in una giornata, questo sono 400 pagine, però si legge con interesse, capitolo per capitolo, e si va avanti. Perché a te è l'ultimo libro, no? In questo momento, come vi stavo accennando, io non avevo intenzione di scrivere un libro, quindi questo è proprio un figlio della mia passione per questa storia. Quindi è stato impegnativo. Sì. C'è una trama quasi da film, sì. Non lo so. Invece a studiare questo, a preparare una performance. Mai dire mai per il futuro, per ora io voglio proprio, cioè la mia missione è far conoscere questa storia dopo aver fatto tanta fatica per ovviamente costruirla. Hai ancora da... C'è una domanda che deve fare Antonio Caso, no? Allora dicela subito. Tanto io vi prepara a chiudere le remarche. Lo sanno tutti voi, perlomeno chi è del nord Sardegna, magari ha sentito il nome del museo, ma nessuno, o quasi nessuno, sa chi sia stato. Quando invece si va a indagare si scopre che è una storia importantissima, una storia che riguarda il nostro risorgimento e il ruolo della Sardegna nel risorgimento, perché Giovanni Antonio Sanna è stato uno degli uomini più ricchi d'Italia e d'Europa, grazie alla sua lungimiranza e al suo carisma. Lui è riuscito a ottenere una concessione mineraria alta borghese. Questo vi posso garantire, nei primi anni dell'Ottocento non era per niente facile, perché le miniere venivano concesse generalmente a persone di famiglia o nobili o comunque con delle raccomandazioni. Cioè si poteva diventare concessionario di miniera esclusivamente se si faceva parte di un determinato ceto sociale. Basta pensare alle miniere sarde stesse, che in effetti non sono quasi mai, anzi mai, tranne nel caso di Sanna, soprattutto della Sardi. Invece Sanna, che parte come migrante, questa storia si apre con lui che non è in Sardegna, ma si trova a Marsiglia. Quindi lui è un giovane che già nei primi dell'Ottocento va a cercare fortuna fuori dalla sua terra, fuori dalla Sardegna. Anche lui è un emigrato. Certo. E invece
che riesce a riportare la ricchezza in Sardegna. Questa è la cosa, anche la sua grandezza, cioè non è uno di quei migranti che poi si dimenticano della terra natale, ma lui ritorna, riporta la ricchezza e la investe. Non si sente? Sì, scusi, se lo allontani un pelo dalla bocca, perché risulta un po' troppo metallico. Sì, va bene, spero che così si senta meglio. Scusate, non sono esperta di microfono. Quindi dicevo, lui è una persona che investe il suo proprio in Sardegna, quindi la storia si apre a Marsiglia, abbiamo detto, nei primi anni dell'Ottocento, esattamente nel 1841. Lui viene da Sassari e viene a Marsiglia per cercare fortuna, per fare carriera, per trovare un aggancio. Non ha un'idea precisa di cosa fare nella sua vita, però una cosa la sa con certezza: vuole diventare qualcuno, vuole diventare una persona ricca e importante. Riesce a trovare questo, io lo chiamo il filo del destino, lo riesce a trovare quando incontra un sacerdote, Prete Pischedda. Prete Pischedda va a Marsiglia cercando un socio perché lui ha sotto mano la possibilità di ottenere la concessione mineraria delle miniere di Montevecchio. Probabilmente non sono tutti, quasi tutti sapete, è un'area mineraria posto fra i comuni di Cuspide ed Arcus, che fu sfruttata poi fino agli anni 90 del secolo scorso, quindi veramente ebbero una lunga vita. Quando Prete Pischedda va a proporre a Sanna lo sfruttamento delle miniere di Montevecchio, cioè non a Sanna, a un socio, Sanna si propone come socio, in verità ora le miniere non sono sfruttate per niente, ci sono solo dei piccoli scavi di Tartana, però le miniere non sono state sfruttate, quindi serve prima di tutto una concessione del re. Sanna investe tutto quello che ha, è un borghese. Che si fa liquidare dai genitori, Sì, dalla madre, lui Giorgio, mio padre. dalla madre, si fa liquidare la sua parte Sì. per poterla investire Sì, è un in azzardo. maniera azzardatissima. Esatto, perché se lui non ottiene questa concessione lui perde tutto, cioè lui proprio, tant'è vero che la famiglia, ma questo ci possiamo immaginare le dinamiche familiari, poi alla fine sono quelle che sono molto simili 800, 900, la mamma è molto preoccupata di questo fatto che il figlio stia investendo tutto in qualcosa che a lei sembra una follia. È come uno di quei personaggi, non so, americani, capitani di industria, che partono da niente e diventano Rockefeller, Sì, diventano... ma lui era ricco, quindi vedi, c'erano miliardari dell'epoca, Sì. cioè mangiavano i nomi più ricchi d'Europa. Senti, ti volevo però chiedere questo. E come che tu sei venuto su questo personaggio? Allora, una cosa che ti avrei dovuto chiedere all'inizio è chi sei tu come professione e adesso come scrittrice, no? Guarda, io sono un E insegnante. poi chiedo ad Alessandro se ci legge il primo pezzo così capiamo anche il tuo modo di scrivere. E Alessandro, tu ti prepari Primavera 1845. Sì, io sono un insegnante di lettere, sono sassarese, anche se il cognome magari potrebbe far pensare qualcosa di diverso, in realtà io sono figlia di una migrazione al contrario. Sì, anche dal modo di parlare mi hanno detto che è vitese, origini vitesi, ma non solo, insomma, un po' tutta, ho tante... Ora abbiamo la vitesse. Sì, ma mi hanno detto che sono intelligenti e simpatici, molte. Poi nel tuo libro c'è molto Giorgio Asproni, Sì, perché era il un grandissimo personaggio del risorgimento italiano di Pitti, Giorgio Asproni. Sì, perché era il migliore amico di Giovanni Antonio Sanna. E io ho un'associazione culturale di Chiteria, attiva già da qualche anno a Sassari, con la quale noi cerchiamo di ricostruire proprio le microstorie. Cioè noi andiamo a cercare non la storia più famosa, ma queste storie un po' dimenticate. Questi personaggi magari hanno fatto sì la storia e poi magari
sono diventati personaggi un po' sconosciuti. Noi andiamo a cercarle, a recuperarle, le raccontiamo attraverso passeggiate culturali, al cimitero. E Giovanni Lossanna è uno dei personaggi ai quali ci siamo appunto imbattuti, perché Giovanni Lossanna è uno sconosciuto nella sua regione, nonostante tutto quello che lui ha fatto. Perché io per prima, quando da piccola mi ha accompagnato a vedere il Museo Sam, mi immaginavo un Indiana Jones, Don Barolo, che aveva recuperato i Berti e poi li aveva donati a Sassari in un gesto di pentimento quasi. Vi giuro, immaginavo una cosa del genere, ma anche tante persone che ho sentito mi hanno detto che loro pensavano a un personaggio di questo livello, un storico, mentre invece poi quando ho scoperto, grazie allo studio di Paolo Fanno, un giornalista di verità, oltretutto incredibile, è venuto a Cagliari un giornalista a raccontare a noi sassaresi chi fosse Giovanni Antonio Sanno, io sono rimasta senza parole. Lui ha scritto un saggio che è stata la base di partenza della mia curiosità, perché mi sono resa conto che aveva non solo lui, ma anche tutto il mondo che lo circondava aveva una storia da raccontarci. Perché lui, oltre ad avere questo grande successo personale, ha conosciuto, è stato deputato sia a Torino che a Firenze, comunque ha frequentato ancora i parlamentari a Roma. Quindi ha seguito tutta l'epopea dell'Italia attraverso anche gli occhi del suo migliore amico, che era Giorgio Sproni, che si tenne 30 anni in Parlamento, furono dei deputati primogeni nell'800. Quindi io attraverso questa storia poi ho scoperto la moglie, le figlie, che hanno delle storie interessantissime, e mi si è presentata davanti una saga familiare. Ho detto, ma come? Noi andiamo a leggere le saghe familiari di tutto il resto d'Italia, e 4 figlie femmine, e abbiamo una saga così importante, così bella, così articolata, così ricca di emozioni, di sentimenti in Sardegna, e non la conosciamo. Quindi, prima di tutto la ricerca è partita per un mio gusto personale, perché io volevo scoprire sempre di più, cioè è veramente una sorta di matriosca, più scavavo e più scoprivo. E quindi sono andata negli archivi, questo qua dietro alle mie spalle è l'atto di battesimo di Giovanni Antonio Sanna. Lui è stato battezzato nella parrocchia di Santa Caterina, la chiesa che era in Piazza Azzurri, che ora è stata abbattuta, non esiste più. La chiesa di Santa Caterina è stata poi spostata in una vecchia chiesa dei Gesuiti, ma la chiesa era la parrocchia di riferimento di sangue, in quella vecchia parrocchia si sono sposate le sorelle, lui è stato battezzato e così tutta la sua famiglia. Andando avanti ho continuato a indagare su tutti i membri della sua famiglia. Per esempio questo è un atto che riguarda invece il battesimo della moglie. La moglie di Giovanni Antonio Sanna, che lui conosce Marsiglia, da migrante in questa città, è una spagnola, anche lei, la sua famiglia però è migrata in Francia, perché Marsiglia, proprio la potete immaginare come un polo commerciale dell'epoca, era un porto che si faceva sul Mediterraneo, dove confluivano gli interessi di gran parte dei migranti di tutta l'area mediterranea dell'epoca. Quindi questo è il battesimo di Maria Iambi. Gli algheresi mi hanno sgridato perché prima dicevo Ambi, ho detto no, c'è la doppia L, quindi gli Ambi, catalano. Una curiosità vi faccio notare, questo atto è scritto in catalano, mentre invece il battesimo di Giovanni Antonio Sanna era in latino, quindi è un'originalità questa, se vogliamo, perché stiamo parlando del 1819, e nel 1819 i teori ecclesiastici dovevano essere ancora in latino, quindi gli spagnoli erano un po' moderni in questo senso. Quindi abbiamo queste figure che mi hanno praticamente conquistato, che sono andate a indagare nei vari atti, sono un po' scorrere, perché quindi ho fatto proprio una ricerca personale. Una volta che avevo in mano tutto questo materiale, io ho detto questa storia non ha senso se la tengo per me, ma voglio raccontarla, e raccontarla nella formula del romanzo mi è sembrata la cosa più giusta, perché è una storia ricca di sentimento, di sentimenti di tutti i tipi, e quindi in un saggio si sarebbero persi, quei saggi ce ne sono i sentimenti che permettono veramente di capire come erano fatte le persone, e il fatto che io abbia potuto, questo è un dato di morte, Giovanni Antonio Sanna, la morte avvenne a Roma nel 1875, però lui è stato poi sepolto a Sassari, perché lui è stato richiesta testamentaria, e questa è la sua tomba nel cimitero di Sassari. Sì, infatti dopo ho messo delle immagini, a Verona ci sono le tombe delle figlie, di 3 delle 4 figlie e della moglie, e lui è stato sepolto
il padre Portico del Verano ha dato una molto importante nel portico per una cinquantina d'anni, poi è stato trasportato con una cerimonia ufficiale a Sassari e adesso la sua sepoltura è a Sassari, in una cappella molto bella del cimitero monumentale. Vogliamo far leggere ad Alessandro, questo pezzo, no? Dove descrivi un arrivo, un rientro a Montevecchio, il primo arrivo a Montevecchio, guardate, nonché... Sì, quando lui arriva alla miniera di Montevecchio per la prima volta, perché è un luogo selvaggio, guarda che mentre Sassari è stato dimenticato, lì non è stato dimenticato Giovanni Antonio Sanna. Se voi andate a parlare con qualunque persona di Cuspino di Arcus, ancora oggi vi dirà che ha fatto tantissimo per loro e è quasi stata a credere che si fosse sassarese. Tant'è vero che dicono, guardate che è nostro Giovanni Antonio Sanna, e loro no, Lui prende la concessione di miniere perché cerca un minerale, giusto? Sì, la galena. Era il titolo del tuo libro. Il peso della galena nasce proprio da questo minerale. La galena è un metallo più argentifico che si estrae a Montevecchio. Quello di Montevecchio è particolarmente ricco di argento, quindi è uno dei metalli, uno dei metalli più preziosi d'Europa. Primavera 1845, Montevecchio. Il profumo intenso e piacevole della macchia circostante, composta da piante aromatiche e arbusti odorosi, lo accompagnò per tutto il percorso. Salendo, si aveva l'impressione di raggiungere la sommità di una montagna, pur non raggiungendone mai davvero l'altezza. Giovanni Antonio si lasciò avvolgere da quelle sensazioni. A un certo punto, alla sua destra, si aprì un pallone a strapiombo e lui immaginò che quelle pareti circostanti di scura roccia racchiudessero come in uno scrigno preziosi metalli. Finalmente il piccolo gruppo si fermò in un'area leggermente spianata. La guida più anziana si fermò per prima. Eccoci a Genna Seranis. Il consumato abito che aveva indosso non tolse nulla all'impressione che tra i due accompagnatori fosse la figura più importante e rispettata. Aveva il volto scavato dal sole e dalla fatica, e forse anche dagli anni, e lo fissò con uno sguardo diretto e a tratti misterioso. L'altra guida intervenne in dialetto, sfoggiando però un atteggiamento da insegnante di Crullenzo. Si chiama così in onore di una divinità antica, Serapide. Affermò come se gli stesse rivelando un'incredibile verità, che era protettore del mondo che sta sotto i nostri piedi. Poi in silenzio scrutò l'orizzonte, allungando lo sguardo infine su di lui, quasi fosse il sacerdote di una religione antica che studia un adepto per valutare se questi sia degno. Giovanni Antonio immaginò di essere stato sottoposto, senza essersene reso conto, ad una forma di rituale iniziatico. Non siete i primi che vengono a scavare in queste terre, proseguì il più anziano. Il Dio è stato invocato per la prima volta dagli schiavi che lavoravano queste pietre per i Romani, affinché alleviasse le loro fatiche. Questo posto si chiama così da allora. Mio nonno mi ha raccontato che prima si vedevano i resti di un altare antico, ma ora non si trova più niente. A Giovanni Antonio si voltò verso Filippo. Serapide dunque, bene, avrò bisogno di ogni divinità del cielo e della terra per ottenere ciò che ho in mente. Il tuo romanzo è costruito a capitoletti. Ogni capitolo si riferisce ad una giornata, no? Ad una giornata, ad una data. E volta per volta esamini ovviamente non solo la figura
umana e imprenditoriale e politica di Giovanni Antonio Sanna, ma anche come dire, i suoi rapporti con le persone che lo contattano o che lui contatta. È una cosa, come dicevo prima, che lascia molto piacevolmente interessati e che tu gli attribuisci, ma probabilmente è vero, non è che gli attribuisci, una grande amicizia, un grande rapporto, così proprio con Giorgio Asproni. Ricorda tu chi era Giorgio Asproni? Sì, l'ho detto poco fa nelle parole. L'autrice. No, volevo dire che la domanda è questa, quindi la domanda è una constatazione sulla quale poi magari ti invito a sviluppare ancora di più il ragionamento, è che tu con Giovanni Antonio Sanna praticamente ripercorri tutta la storia italiana o anche del Regno Sardo, prima che fosse Regno Italiano, perché poi diventiamo Italia nel 1861 per trasformazione del Regno Sardo in Regno Italiano, no? E lì viene raccontato, sì, ma dentro è raccontato anche il passaggio di capitale da Torino a Firenze, poi da Firenze a Roma, c'è un brano anche di cui, e questo chiederemo ad Alessandro di leggercelo, quello che 20 settembre 1870, vi ricordo, è la data della presa di Trontapiglia, quindi l'Italia che occupa il Vaticano, se vediamo. E quindi ci sono delle descrizioni, e quindi è un libro, è un romanzo, perché ovviamente tu fai parlare Giovanni Antonio Sanna, le figlie, gli aspiranti mariti delle figlie, tutta la vicissitudine, come se questi commenti li avessero fatti loro, no? Sembra di sentire Giovanni Antonio Sanna che parla con Giorgio Asproni. Naturalmente quello è frutto del tuo lavoro, della tua narrazione, basandoci su personaggi effettivamente vissuti che fanno parte della storia. Sì, su documenti, anche su lettere, tra i due. Questo, raccontaci Sì. questo. Perché oltre a questo lavoro documentario di cui vi ho parlato, degli anni di nascita di Orto, sono stati uno degli strati su cui ho lavorato. Io ho una formazione archeologica, poi mi hanno costruito questo libro come uno scavo, cioè gli atti, ma anche le lettere familiari, i documenti, gli atti processuali. In uno scavo dice che quella l'attività che ha fatto diventare ricchissimo e importante. Lo scavo delle miniere. E io quindi quando sono andata a inquadrare i vari personaggi di questa storia, una delle cose a cui tenevo di più era raccontare la verità. Cioè io volevo che loro fossero raccontati oggi come veramente erano, quindi quali erano i loro sentimenti, il loro carattere. Per questo motivo ho letto centinaia di lettere familiari messe a disposizione dalla famiglia, e questo mi ha permesso di capire i meccanismi di rapporto fra le figlie e il padre, fra le figlie e la madre, fra i coniugi, fra marito e moglie, quindi fra Giorgio Asproni e Sanna, che erano molto amici. E ho letto i diari di Giorgio Asproni, il diario politico, dove Sanna viene citato quotidianamente, perché i due si frequentavano in maniera molto intima, tant'è vero che Sanna è testimone di eventi pubblici, anche privati, di Giorgio Asproni, viceversa. E quindi, per esempio, questa è una poesia. A proposito di questi aspetti privati della vita, non me li immaginavo, però e questo Giorgio Asproni, che era un prete, no? Era un sacerdote, che poi Ha lasciato l'abito per fare politica. ha lasciato l'abito per fare politica ad alto livello. E però viene fuori che Giovanni Antonio Sanna rivela un amore di Giorgio Asproni per una bellissima numena, Principessa. che magari fai capire che c'è stato veramente un rapporto, una relazione, però la numena poi lo scarica. Lei era già sposata. Ma non te l'aveva detto.
Dice, non lo nominava mai il marito. Poi, allora, questa relazione di Giorgio Asproni in verità ce la racconta Giorgio Asproni stesso, perché lui stesso anche nel diario racconta di questa bellissima principessa, anche lei patriota per la Romania, quindi lui ha proprio un feeling anche legato proprio a identica passione politica. E poi invece lì a un certo punto inizia a firmarsi con il nome del marito e Giorgio Asproni ci rimane molto male, perché si rende conto che è un tentativo di allontanarlo. Quindi sì, si vedono gli uomini storici nella loro umanità, perché questo poi a me è piaciuto proprio anche di loro. L'aspetto della persona, cioè non l'aspetto storico che c'è, ma per esempio sono dei racconti cattivi, viaggi fatti insieme da Sandra Asproni, una lettera alla moglie di Sanna nell'ultimo anno di vita, 1874. Quindi abbiamo tutto un insieme di ricostruzioni personali fatte proprio attraverso questi documenti, che mi hanno permesso di ricostruire rapporti di amicizia, rapporti d'amore, rapporti familiari. E poi abbiamo nominato anche le 4 figlie, eccole qua. Qua sono alcune delle immagini delle 4 ragazze Sanna. Zeli è quella alla mia destra, qua al centro c'è Ignazia, di nuovo Ignazia con l'ombellino appoggiata alle gambe, Zeli la piccola, che guarda verso la figlia, Amelia che invece ha una mano che tiene la testa. E questa è Ignazia Sanna Solinas, loro sono sepolte per Verano, anche Ignazia nella cappella Solinas e Zeli nella cappella Bertolio, quindi comunque una famiglia che vivrà molto a Roma, perché Roma da dire per la capitale, sarà ovviamente un po' il centro di aggregazione. C'è anche un grande dramma familiare iniziale, perché lui e loro hanno perso il primo figlio. Quello Sì, è il maschio, che volevano, hanno perso. Ha avuto fuori dal matrimonio, immaginiamoci anche la paternità di questo, cioè noi pensiamo che certe cose magari non avvenissero nell'Ottocento, invece c'è una convivenza fra il giovamento della moglie precedente al matrimonio che porta alla nascita di un maschietto che purtroppo vivono pochissimi. Dal momento in poi avranno 4 ragazze, però voi possiamo immaginarci un uomo così ricco, così importante, aveva necessità di sposare le figlie con uomini che garantissero il patrimonio, esatto, che garantissero proprio la prosecuzione del suo lavoro. E lui sceglie, ma queste scelte non si rivelano nella maggior parte dei casi felici, perché sono matrimoni sì combinati, ma combinati con persone che in verità hanno scarso interesse nei confronti di queste ragazze, ma hanno un grosso interesse, cioè lì c'è l'onestà. Allora lì ci può anche stare anche normale che questi volessero sposare figli di sangue, ma qui c'è veramente una cosa che va oltre, veramente una meschinità nei confronti proprio del suocero, che si tramuterà a mio avviso, poi anche che ho potuto ricostruire, proprio la dannazione dei numeri di quest'uomo. Cioè quest'uomo viene dimenticato perché così hanno voluto i mariti delle figlie, perché nel momento in cui lui muore a solo 55 anni, non ancora giovane, e quando prendono Montevecchio e tutto il patrimonio in mano, questi uomini lavoreranno proprio per brillare loro dei successi del suocero, e invece tenderanno proprio a farlo dimenticare. Quindi a mio avviso è per questo che è importante riscoprirlo, perché in verità lui era uno che aveva fatto tanto per la Sardegna, aveva anche un amore enorme per la Sardegna, perché per testamento lui lascia poi alla nostra città quadri e opere d'arte. Grazie a questo ascito che noi abbiamo il Museo Sanna e la biblioteca, che è la pinacoteca, tutta donazione di Sanna, per la maggior parte i 2 piani, il piano terra e il primo piano sono quasi tutti donazione Sanna. Eppure non l'abbiamo dimenticato, quindi questo è quasi doveroso, invece di doverlo ricordare, e probabilmente la sua morte precoce è fruito. Hai detto bene che è un grandissimo personaggio, questo trascurato, perché pure io ad esempio non sapevo molte cose, anzi non sapevo proprio che a Sassari abbiamo avuto una persona di queste grandi capacità e poi affezionato alla Sardegna, perché lui, come dicevi tu, non è uno di quelli che si è dimenticato della Sardegna, lui ha proprio impegnato anche
anche il suo patrimonio per la Sardegna, eppure ne sappiamo poco, non so, Antonio, tu sei mezzo sassarese, ma anch'io ho studiato a Sassari e vissuto a Sassari, non so Gianni, tu sei sardenese. Ma adesso vi dico di fare una domanda a lei, lo sa. Sì, infatti qua c'è la chiesa di San Bernardo alle Terme dove viene celebrato il funerale di Sandro, lui morì in via Torino in questa palazzina e poi il suo funerale viene celebrato praticamente quasi di fronte. Questa invece, questa casa in via Vittoria, in questa casa non vi dico quale, ma morì una figlia di Sanna giovane. Non dico quale perché sennò la si rovina il gusto di questa storia. Sì, poi se andiamo avanti vediamo altri luoghi importanti legati a Sanna Roma. Ho messo pure immagini di Roma più che della Sardegna proprio perché volevo, quella precedente era il villino Castoldi sulla Salustiana. Questo villino ora è del Banco di Sardegna, c'è l'Elief, è in affitto all'Elief. Questo villino bellissimo era la casa di Zelì Sanna, l'ultimo genite di Alberto Castoldi, fatto edificare proprio da Alberto a Roma. Non ho vissuto a Roma e sono venuti qua. Infatti vedete Zelì Castoldi Sanna, Roma. Queste sono alcune delle cappelle del Verano, la cappella del Toglio dove è sepolta Zelì, la cappella Solinas dove è sepolta Ignazia, la primogenita di Sanna, ma soprattutto se andiamo avanti dovrebbe esserci il Verano, ma soprattutto in Medina ha la tomba nel quadriportico del Verano, e io so, perché ci vado sempre al Verano, che è una tomba amata dai romani, vedo sempre fiori. A volte ho dovuto fare la fila perché c'erano delle persone davanti a me che volevano lasciare il fiore. Medina è una tomba simbolo del Verano. C'è scritto Nata Guspini perché lei è nata nel periodo di Montevecchio, quindi per questo che Nata Guspini era sassarese, vissuta a Sassari, quello dei genitori. E quella in alto è Marietta, la moglie, ha voluto essere sepolta accanto alla figlia. E poi altri personaggi che sono nel libro, sepolti a Verano, Francesco Sulis, non è stato un deputato importante, amico di Sanna, con lui aveva aperto anche un giornale di stampo mazziniano a Sassari, che poi viene un po' messo nell'occhio del ciclone, di Savoia, è uno dei motivi per cui Sanna poi cercherà anche rifugio a Marsiglia e a Sproni. La tomba precedente, andiamo a vedere, è appunto di Giorgio Asproni. Penso che tutti la conosciate, però siccome non do mai niente per scontato, no, eccola qua, ve la mostro, come si è dal Verano, c'è il quadriportico, se voi guardate alla vostra destra trovate la tomba di questo grandissimo sardo, nato a Vitti, morto a Roma. Giorgio Asproni è stato davvero carissimo amico di Giovanni Antonio Sanna, nonostante la differenza di età era un pochino più grande di lui, fu sicuramente uno dei pochi, e lo dice sempre il PI, io sono amico di Sanna perché sono l'unico che non gli chiede niente. Perché Badone è molto ricco, ovviamente il rischio è sempre quello di essere apprezzato per altro, e Sanna questo rischio lo correva quotidianamente, lo corso anche in famiglia. Ma Asproni questo lo dice, io sono amico per questo motivo, perché io sono delle frasi bellissime di Giorgio Asproni, che io ho amato talmente tanto che poi le ho messe in bocca nel libro, perché è soprattutto frasi legate alla politica. Dice, io preferisco mangiare minestra di pane e fave, piuttosto che, questo lo dice sempre nel libro, piuttosto che appunto Poi ci sono intrecci interessantissimi con Garibaldi, che vabbè era Caprera, però ancora prima di Caprera c'è la spedizione di Emilia, e ci sono commenti tipo gossip su Garibaldi a proposito di quel matrimonio che lui ha fatto con quella ragazzina, con quella contessina, che era già incinta di un altro. Garibaldi gli ha rimediato una figuraccia. Sì, è vero, la racconta Asproni, e io ovviamente la riporto, è una storia nota, però non così nota come credevo, perché in effetti molti mi hanno detto: ma cosa hai fatto fare Garibaldi? Non è vero. Guardate che bellissimo, è proprio bello. Era una ragazza del fino a Bornasco. 17 anni, lui era più di 50, quindi Asproni, che è molto severo nei giudizi, un uomo forte morale nella
tomba, sì, ho detto no, non fracattare, non mi piego, era proprio così. Questo è lui, appunto giudica ovviamente il ridicolo Garibaldi, perché va a credere che una ragazzina di 17 anni potesse davvero amarlo, ecco, quindi è molto caustico. Queste sono alcune lettere del carteggio che io ho potuto esaminare a Montevecchio, sul dono della famiglia, gli eredi di Santa. Oggi a questa disposizione tutte le lettere private, loro sono stati bravissimi perché hanno conservato tutto, ogni bigliettino, ogni appunto da Marsilio Puri, e questo ci permette veramente di poter anche scrivere un libro del genere, perché basato sul vero carattere di queste persone. No, se può tornare all'immagine precedente di Sproni, io volevo far vedere questa lettera. Allora, questa lettera qua si vede la data 1846, questo dimostra che l'amicizia fra Sproni e Santa è precedente alla concessione della miniera, perché la concessione avviene nel 1848, quindi non è un'amicizia interessata già da questo, cioè l'amicizia precedente alla ricchezza. In questa bellissima lettera, voi non adesso potete leggere, ma faccio un sunto, a Sproni a Sproni, che anche questo è riportato, combatte un duello, è già un uomo grande, una sessantina d'anni, viene sfidato da un giornalista, Fambri. E in questo duello a Sproni è un duello al primo sangue, che non è che tutti i duelli su questo per concludere ovviamente con la morte dei contenenti, però a Sproni lo combatte e vince, e Fambri è un uomo giovane, e quindi lui è veramente contento di questo. Infatti lo dice, se io fossi stata ancora giovane a Pitti, gliel'avrei fatta allenando, con pistola gliel'avrei fatta vedere io, anche peggio gli avrei fatto. Si vanta un po' di questa vittoria. Anche questo è vero, quello di Sproni è vero, non è inventato. Era però un uomo di carattere, e in questa lettera, scritta a Sanna, è bellissima perché dice, in caso di mia morte, io avevo preparato 2 lettere, una per te e una per Giorgina. Giorgina Sproni era il suo nipote, il figlio del fratello Giovanni, che lui adotta quasi come un figlio, lo fa studiare, è ingegnere. Giorgina Sproni avrà tutta una sua vita indipendente nella zona di Iglesias. E queste 2 lettere io le conservo e voglio fartela avere lo stesso, perché tu sappia quanto io voglio bene a te, che sei il più caro fratello e amico che ho. Quindi è una lettera bellissima, e lui nel rischio di morte va a pensare a questo figlio adottivo, è Giovanni Antonio Sanna. E allora queste lettere, quindi... Sentiamo come descrivi la presa di Portapia. Sì, attenzione che è tutta vera. Raccontata da Giorgio Sproni. Sì, le scrive Giorgio Sproni. Da Giorgio Sproni. Io ovviamente la reinterpreto in formato manzata, però è vero. Insomma, da modo anche di apprezzare la tua prosa, la tua scrittura. Giovanni Antonio, apritevi! Aprimi! Giorgio bussò freneticamente alla porta dei Sanna di prima mattina, quasi volesse sfondarla. Le sue urla erano coperte dal vociare di molte persone che defluivano disordinatamente verso Palazzo Vecchio. Mariette fu sorpresa che suo marito scegliesse dall'armadio il completo chiaro che non indossava mai. Prima di uscire gli diede un bacio veloce sulle labbra spiegandole: se sta accadendo ciò che penso, nessuno oggi dovrebbe indossare il nero tranne i clericali. Corse poi a raggiungere Giorgio, fermo sulla soglia e visibilmente emozionato. Sei pronto? Andiamo verso la piazza. Il fuoco è stato aperto stamattina, poco dopo le 5. E già da alcune ore si sta aprendo una breccia tra Porta Pia e Porta Salaria. Stiamo entrando a Roma, amico mio. Giovanni Antonio si illuminò. Quella notizia era nell'aria da giorni, quasi però come se non dovesse concretizzarsi mai. Oggi è il grande giorno, quindi Roma torna italiana. I 2 amici si abbracciarono, poi Giorgio lo trascinò letteralmente fuori tra la folla. Mariette rimase in casa stordita, sentendo suonare la banda in lontananza. Doveva svegliare le ragazze. Giovanni Antonio e Giorgio avanzarono, spinti dalla marea umana sempre più fitta quanto più ci si avvicinava alle piazze della Signoria o della Trinità, verso le quali tutti confluivano come se si fossero dati appuntamento. Lungo il percorso incrociarono diverse bande che suonavano la marcia reale oppure l'inno di Garibaldi in un clima irreale. Arrivati sotto Palazzo Vecchio, si fecero strada con difficoltà verso l'ingresso. Gli sguardi di tutti erano rivolti verso l'alto, aspettando il momento in cui dal campanile fosse stata issata la bandiera.
fece sventolare la bandiera sventolò per ore, i deputati dal campanile del Palazzo Vecchio fecero sventolare la bandiera per ore e la piazza urlava. Era un momento che doveva essere emozionante, veramente. Queste emozioni oggi nessuno ce le può più raccontare, perché sono tutti, ovviamente non c'è più nessuno di quelli che erano in quel giorno, ma grazie a questi racconti che poi magari possono essere anche rivisti, possiamo riviverli. Sono lezioni che si percepiscono dalla tua scrittura. È un libro che io vi invito a leggere, e certo, magari non si legge in una giornata, questo è perché sono più di 400 pagine, però si legge con interesse, capitolo per capitolo, e si va avanti. Mere mano, fala como vai sofrendo, Gadi vai subidea, se sul mundo era uma cobertura. Mere mano, noi ci chiusa a suonare così, chi si sa bene contento, non volesse sempre pensare per me a questo momento. Noi ci chiusa a suonare. Insieme, hai cantato. Ecco che mi dice grazie. Comprate il libro, se non lo riscrivono loro e non vogliamo rimanere poco